Bene, allora buon pomeriggio a tutte e tutti. Oggi siamo qui a celebrare un compleanno, giusto? Abbiamo tenuto a battesimo poco più di un anno fa, a febbraio se non ricordo male dell'anno scorso, questi progetti interdisciplinari, invecchiamento attivo, agroalimentare, intelligenza artificiale e robotica. Adesso uno potrebbe fare l'immagine, avere l'immagine di un robot arrugginito che mangia una mela, immagino, perché sennò non è così. Non è così. In realtà sono tre tematiche interdisciplinari o multidisciplinari che nascono dalla volontà condivisa con la Fondazione Friuli che ha sostenuto naturalmente questi progetti di affrontare in maniera ampia, il più ampia possibile, dei temi che sono di grande attualità ma che guardano anche fortemente al futuro. L'invecchiamento attivo, naturalmente considerando poi la fragilità delle persone anziane, quindi come prevenire, quanto fare per evitare o ridurre gli eventuali, questo processo inevitabile. E come ci verrà spiegato naturalmente dai responsabili, l'agroalimentare che è un tema molto ampio che va dal cibo diciamo, all'agroalimentare e considera in questo caso in particolare la mela che è un frutto che evoca naturalmente anche peccati originali, ma insomma vedremo che tutto sommato ha un senso anche come cibo. E il rapporto fra l'intelligenza artificiale, la cosiddetta intelligenza artificiale, ancora si discute su quanto sia intelligente siano intelligenti le macchine e l'uomo, quindi è evidente che da questo punto di vista è difficile pensare che possa esserci un unico ambito, un'unica disciplina che affronta questi temi. E quindi questi sono di attualità, ma guardano anche molto al futuro. Il secondo aspetto è che noi di questi temi interdisciplinari ne stiamo facendo diciamo, delle linee strategiche dell'Ateneo. Perché questo? Perché in realtà questa è un'occasione importante, ghiotta, per mettere assieme competenze che già esistono, sono un patrimonio del nostro Ateneo e permettono naturalmente di coagulare attorno a temi di questa portata queste conoscenze, cercando di affrontare come si deve questi temi in maniera, come dicevo, o multidisciplinare, se si vuole intendere che ci sia una certa mescolanza poi fra di loro. Quindi da questo punto di vista credo che sia anche innovativo diciamo, l'approccio e come vedrete infatti sono molti i relatori, ma perché ciascuno porta la propria competenza che poi si ritrova nell'ambito di risultati comuni. E sono temi che hanno anche una forte rilevanza sociale ed è questo il motivo per cui abbiamo condiviso, si chiama progetto condiviso, il progetto entro il quale entrano queste tre tematiche. Abbiamo condiviso con la Fondazione Friuli questo tipo di approccio e questo tipo di azione perché sicuramente stanno avendo e avranno ricadute importanti anche sul nostro territorio. Quindi si va sostanzialmente dalla ricerca alla valorizzazione di quelli che sono i risultati della ricerca attraverso la loro divulgazione e estensione in ambito territoriale. Quindi per me intanto grazie, naturalmente spengo la candelina, ma vediamo prima cosa c'è sotto la candelina, la torta che ci presenteranno i nostri ricercatori, che ringrazio naturalmente per aver dato il loro contributo sotto il coordinamento delle persone che presenteranno i progetti e anche un ringraziamento naturalmente alla Fondazione Friuli per aver creduto ancora una volta che sia bello, utile costruire una strada assieme. Prego. Intanto buon pomeriggio a tutti, ovviamente non potevamo mancare a questo appuntamento perché è il momento appunto in cui si raccolgono i frutti di una collaborazione che dura da anni e che negli anni si è affinata tra due soggetti molto diversi tra di loro, perché l'università è un organismo molto
molto articolato, una corazzata del sapere. Noi siamo una struttura molto più esile, però siamo presenti in gran parte degli snodi importanti del territorio nel campo dell'istruzione, della cultura, del sociale. Quindi abbiamo un'azione, diciamo, capillare. Abbiamo appena approvato il bilancio, l'anno scorso abbiamo sostenuto 509 progetti. Questa conoscenza capillare la mettiamo a servizio dell'università e forse riusciamo a dare un piccolo contributo, aiutare l'università a fare quello che si dice adesso, di mettere a terra un po' le competenze a servizio del territorio. Nelle tante linee di intervento che anno per anno noi assieme cerchiamo di delineare, ce n'è una proprio quella sui progetti interdisciplinari, che è un modo di rispondere alla sempre maggiore complessità che vediamo in tutte le aree della nostra società, sempre maggiori interconnessioni che ci spingono, specie su alcuni argomenti, ad alzare un po' lo sguardo, certamente senza rinunciare alla specializzazione, però affrontare i temi da diversissimi punti di vista e quindi anche per riuscire a interpretare in maniera migliore quello che avviene sul territorio. E questo è l'esempio proprio più, è la mela che cogliamo proprio oggi dall'albero. Devo solo ringraziare l'università, che ha dimostrato anche di avere una struttura elastica che è flessibile, che riesce appunto a interpretare le nuove esigenze della società. Ringraziare tutti voi che avete elaborato duramente a questi progetti, a partire ovviamente dai 3 referenti, la professoressa Nicoli, il professor Tell, il professor Dovier, ma soprattutto un ringraziamento voglio farlo a tutti i giovani ricercatori che spero abbiano potuto dare il meglio anche in questo settore. Grazie. Allora, vado avanti io a questo punto. Calma, non vi preoccupate, ci saranno quelli veri che parlano. Adesso il programma prevede che ci siano le presentazioni di questi 3 progetti, prima con un'introduzione del coordinatore o della coordinatrice e poi la presentazione da parte dei ricercatori. Ricordo che l'evento è seguito anche in streaming, quindi saluto anche tutti coloro che sono collegati a distanza. Ora ci sarà data la parola all'invecchiamento attivo, il professor Tell, e poi lui darà lo spazio ai colleghi, poi la professoressa Nicoli con il tempo della mela e da ultimo, last but not least, il professor Dovier con intelligenza artificiale e robotica. Prego, Gianluca. Bene, grazie, buon pomeriggio e grazie a tutti i presenti a questo evento. Ringrazio il magnifico Rettore per aver catalizzato sostanzialmente le attività secondo questa nuova modalità di realizzazione, cioè il concetto di multidisciplinarietà che è stato precedentemente introdotto. E ringrazio anche la Fondazione Friuli per il contributo importante che ci ha consentito di iniziare operativamente un percorso che, per quanto riguarda il gruppo Active Aging, non inizia con questo progetto che ha come tema la fragilità, visto a 360 gradi in una prospettiva di salute personalizzata e gestione dei temi legati all'invecchiamento in maniera attiva, e gruppo che nasce 3 anni fa. Il gruppo Active Aging nasce 3 anni fa e nasce con una modalità di tipo, come si dice, bottom-up, cioè per aggregazione di interessi, non specificamente finanziato o perché ci fosse una particolare esigenza, ma perché c'erano delle competenze che avevano l'esigenza di essere messe in compartecipazione per affrontare
in maniera moderna un tema così ampio come quello dell'invecchiamento attivo. E difatti il gruppo Active Aging incarna proprio questo nuovo modello di sviluppo integrato attraverso cui, appunto, attraverso questa aggregazione di interessi, di competenze, di ricerche che fanno capo a diverse discipline del sapere, non solo quelle scientifiche, mediche, ma anche quelle umanistiche, sociali, economico-giuridiche e ingegneristiche, in un collettore integrato ed aperto di idee, persone, interessi, ed iniziative ed azioni per la crescita dell'Università di Udine, ma soprattutto nell'interazione con il territorio e per la crescita del territorio, elemento chiave nella storia dell'Università di Udine, perché come sappiamo, mi piace sempre ricordare, la nascita, l'origine dell'Università di Udine è emblematica da questo punto di vista, perché nasce proprio per volontà popolare. È l'unico ateneo in Italia che nasce a seguito di una raccolta di 125.000 firme dopo il terremoto del 1976. Per cui l'interazione con il territorio è un elemento chiave per l'università, e sotto questo auspicio di modello integrato, di sviluppo integrato, il gruppo Active Aging ha cominciato le proprie attività definendo quelli che erano principalmente gli ambiti di cui il gruppo si sarebbe occupato, e abbiamo definito 4 grandi ambiti di attività che coinvolgono attività di ricerca, di divulgazione, ma anche di sviluppo e possibilmente aggiornato e innovativo anche di tipo didattico. E questi 4 ambiti li vedete indicati, sono quelli della ricerca traslazionale, della diagnostica, la clinica e dell'assistenza, l'ambito della prevenzione del benessere, quello delle infrastrutture e delle tecnologie, e l'ambito sociale del welfare e della narrazione per una società inclusiva. Ambiti dove si rispecchiano le competenze di oltre 100 ricercatori dell'Università di Udine, ateneo piccolo ma molto attivo, e di tutti gli 8 dipartimenti che contribuiscono a definire quelli che sono gli ambiti di interesse e di sviluppo della conoscenza, praticamente a livello di analisi a 360 gradi dei vari ambiti della conoscenza. Quindi un progetto integrato. Abbiamo sviluppato questo progetto sulla fragilità identificando 8 temi principali, dove i vari ambiti che vi ho delineato potessero trovare sviluppo. E i temi non li sono qui rappresentati, ma li sentiremo parlare dai coordinatori di ciascun tema che è stato sviluppato. Sono i più vari, vanno dai meccanismi molecolari dell'invecchiamento e correlati con la possibilità di identificare nuove strategie di prevenzione attraverso lo sviluppo, per esempio, di farmaci senolitici, che questo è un tema di frontiera nell'ambito biomedico, arrivano fino agli approcci che utilizzano le conoscenze, gli algoritmi dell'intelligenza artificiale per l'analisi in tempo reale delle cadute, e quindi con scopi di tipo applicativo molto concreto e molto spinto lo sentiremo dopo per che cosa. Ringrazio i referenti di ciascuno dei work package che ho rapidamente illustrato, che qui vedete rappresentati, e che praticamente appartengono a quasi tutti gli 8 dipartimenti coinvolti. Non rubo ulteriore tempo, semplicemente ricordo il sito web del gruppo Active Aging, dove non solo queste attività sono state riportate, ma dove potete seguire tutta una serie di attività in programma, temi che vengono sviluppati e azioni specifiche presentate in maniera
abbastanza anzi molto dinamica, attraverso dei piccoli videoclip che sono stati registrati, che spiegano molto bene, secondo me, quelli che sono le attività che il gruppo sta svolgendo e ha in programma di svolgere. Ringrazio ancora tutti e in particolare la dottoressa Missana per aver così efficientemente organizzato la giornata. Bene, chiamo qui a presentare adesso i vari leader degli 8 work package di cui vi ho parlato, a partire dalla professoressa Sonia Calligaris del Dipartimento di 4A. Grazie, buon pomeriggio a tutti. È un piacere avere l'onore di iniziare a presentare i diversi work package di questo progetto Alt-Friday. Il Work Package 1 si è occupato prevalentemente dello studio dei meccanismi molecolari dell'invecchiamento, dell'identificaziche di biomarcatori e di definire strategie anti-invecchiamento. In pratica la protagonista di questo Work Package è stata la cellula e la sua senescenza. Anche le cellule ovviamente invecchiano e l'accumulo di cellule senescenti nel nostro organismo ha effetti negativi sulla salute, per cui servono strategie integrate per affrontare a 360 gradi l'invecchiamento cellulare e in generale poi per favorire l'invecchiamento in salute dell'individuo. Tema quindi molto ampio e molto complesso e per questo motivo molti sono stati i ricercatori coinvolti e che hanno contribuito con le proprie competenze a studiare sotto diversi punti di vista proprio l'invecchiamento cellulare e la senescenza cellulare. Quindi di ricercatori, più di 30 ricercatori afferenti prevalentemente ai dipartimenti di area medica e al Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. E grazie proprio alle competenze di questi ricercatori il tema è stato in qualche modo sviluppato sotto diversi temi principali, aree principali di ricerca, che prevedevano lo studio dei meccanismi di senescenza cellulare, l'identificazione di biomarcatori e sistemi di diagnostica, fino allo sviluppo di strategie anti-invecchiamento, da un lato andando a sviluppare possibili farmaci o proporre nuovi farmaci e dall'altro attraverso lo sviluppo di alimenti progettati specificatamente per le esigenze della persona anziana. I temi di ricerca sono stati suddivisi in 8 sottoattività in qualche modo. Le prime 3, come potete vedere, sono state dedicate proprio allo studio dei meccanismi di senescenza cellulare attraverso lo sviluppo di modelli di cellule senescenti tumorali basati proprio sull'uso di linee cellulari umane e organoidi, lo sviluppo di sistemi di diagnostica attraverso tecniche di nanotecnologie e fino allo sviluppo e l'identificazione di biomarcatori per monitorare l'invecchiamento. Siamo passati poi a studiare dal task 4 al task 7 diverse possibilità di utilizzo di strategie di composti ad attività anti-invecchiamento, in particolare nel task 4 e 5 ci siamo occupati dell'attività senolitica, di composti naturali presenti negli alimenti e la possibilità di veicolarli, ma anche la sintesi e caratterizzazione di composti che si ispirano a questi composti naturali, ma di sintesi. Nel task 6 invece si è occupati di proteine amiloidogeniche che possono portare fibrinogenesi, quindi accumulo in alcuni organi come il cuore, e quindi lo sviluppo di molecole in grado di agire su questo accumulo proteico. Nel task 7 invece l'obiettivo era una parte vitale della cellula, cioè i mitocondri, e quindi anche qui la possibilità di sviluppare strategie e terapie proprio per migliorare la funzionalità mitocondriale. Infine nel task 8, il task 8 è stato dedicato agli alimenti, sia con lo studio delle abitudini alimentari, sono stati intervistati parecchie persone di età superiore ai 65 anni per chiedere proprio le loro abitudini alimentari e sono stati sviluppati alimenti di diversa natura, da prodotti ittici a prodotti vegetali, a prodotti arricchiti di componenti bioattive, proprio per rispondere alle esigenze di determinate categorie di persone.
Ovviamente non è possibile raccontare in dettaglio i risultati di tutte queste ricerche, che come immaginate sono stati diversi. Nel corso di quest'anno però siamo riusciti a divulgare già alcuni dei risultati e la divulgazione continuerà nei prossimi mesi. In particolare sono stati pubblicati alcuni lavori scientifici relativi proprio alle attività svolte nel progetto, e sono diversi lavori invece work in progress. Le attività svolte nell'ambito di questo Work Package sono state anche presentate ad alcuni convegni, un convegno che si è già tenuto nel 2021, un altro che si terrà fra pochi mesi, dove abbiamo proposto appunto la presentazione di alcuni dei risultati del progetto. L'attività di divulgazione ha previsto anche un'interazione con il territorio, con un convegno che si è tenuto a ottobre dell'anno scorso, dove i giovani ricercatori e le giovani ricercatrici che partecipavano appunto a questo progetto hanno raccontato l'invecchiamento, ma anche le loro attività di ricerca e quello che si fa all'interno dell'università sull'invecchiamento. Evento ancora disponibile per chi volesse vederlo, e gli ultimi risultati delle ricerche sono stati anche descritti nei videoclip di cui si parlava precedentemente, dove si possono sentire insomma gli ultimi risultati, alcuni risultati più in dettaglio rispetto a quello che vi ho raccontato oggi. Quindi che cosa dire in conclusione? Sicuramente è stata un'attività multidisciplinare che ha consentito di rafforzare le collaborazioni tra ricercatori di gruppi diversi, di dipartimenti diversi, sviluppando anche nuove progettualità, ed è stato comunque un motivo anche per far conoscere al territorio un po' delle attività che svolgiamo nei nostri laboratori. Io con questo vi ringrazio soprattutto tutti i ricercatori e le ricercatrici che hanno partecipato a questo progetto. Grazie. Ecco, grazie, scusate. Adesso la professoressa Patrizia Quattrocchi del DIUM. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Il work package che vi presento, il numero 2, si intitola Attività educative e ricreative e antropologia dell'invecchiamento, e ha avuto l'obiettivo di contribuire alla promozione del benessere psicofisico, sociale e intellettuale delle persone anziane. Attraverso che cosa? Attraverso lo sviluppo di strategie educative, formative, ricreative, innovative e integrali di tipo partecipativo e inclusivo, portando il punto di vista e le esperienze delle discipline umanistiche e sociali in un'ottica interdisciplinare. Abbiamo effettuato 2 azioni. La prima è stata la costruzione di una mappa intergenerazionale della città di Udine, e la seconda è stata la realizzazione di un seminario internazionale su antropologia e invecchiamento e la pubblicazione dei relativi atti. Per quanto riguarda la prima azione, la mappa intergenerazionale della città di Udine, questo percorso è stato coordinato da Nadia Carestiato e dalla sottoscritta e si è sviluppato attraverso una ricerca e formazione partecipata. Ha coinvolto 22 partecipanti, molti dei quali studenti e studentesse dell'Università di Udine in tirocinio. Altri partecipanti sono state studentesse del liceo artistico Sello in alternanza scuola-lavoro, e alcuni senior esperti dell'Università di Udine e dell'Università della Terza Età. L'obiettivo del gruppo di lavoro è stato quello di costruire una mappa condivisa di luoghi ritenuti significativi della città di Udine a partire dalla propria percezione e dalla propria memoria. È stato quindi un processo che da una parte ha identificato alcuni luoghi, alcuni spazi, e dall'altro ha permesso l'appropriazione o riappropriazione del patrimonio materiale e immateriale del proprio territorio. Abbiamo svolto numerose attività. Innanzitutto c'è stato un momento di progettazione e di reclutamento, dopodiché c'è stata un'identificazione dei gruppi di lavoro, sono stati 6, e questi gruppi hanno identificato, attraverso un lavoro partecipato e condiviso, delle aree di interesse che hanno riguardato sia il centro storico della città di Udine, ma anche le periferie. Abbiamo poi realizzato 3 laboratori formativi, un primo laboratorio di storytelling con un esperto dell'Università di Padova, e 2 altri laboratori invece tenuti da colleghi del nostro ateneo sui portali cartografici e digitalizzazione e sui media immersivi ed esperienze di realtà virtuale. Gli obiettivi di questi laboratori sono stati da una parte quelli di fornire degli strumenti metodologici per poter
per produrre e raccogliere dati e dall'altra parte per dotarci tutti di un linguaggio comune e condiviso, proveniendo tutti da esperienze differenti, da percorsi formativi differenti e anche ovviamente da età diverse. Che cosa abbiamo prodotto? Innanzitutto abbiamo raccolto narrazioni, interviste di persone che vivono nei diversi quartieri della città di Udine, fotografie, ricordi, aneddoti e questo lavoro di raccolta, ma al contempo anche di sistematizzazione, di produzione, è stato un lavoro nato attraverso il dialogo appunto intergenerazionale, in cui diversi punti di vista si sono confrontati. Qual è stato l'esito? L'esito lo potete osservare qui accanto, una rappresentazione grafica della città di Udine, una mappa insolita, non si tratta ovviamente di una mappa turistica, ma è il prodotto di un processo soggettivo, partecipato, attraverso i quali diversi componenti del gruppo hanno voluto sottolineare ciò che per loro è significativo. E quindi la mappa è una rappresentazione che permette, attraverso un sistema di QR, di attingere ai materiali che hanno prodotto i mappisti e le mappiste e quindi attingere ai racconti, alle narrazioni, alle poesie, alle fotografie, ai video, alle interviste, ai questionari, agli strumenti e anche ovviamente al progetto che è stato raccontato nel primo di questi QR, ed è anche una mappa che renderemo disponibile a livello digitale attraverso il sito ArcGIS Story Maps gestito dai geografi del nostro Ateneo. L'idea che noi abbiamo è di rendere sostenibile in qualche modo questo strumento, rendendolo una sorta di archivio partecipato che può essere continuamente implementato e sul quale appunto si può continuare a lavorare anche nei prossimi anni. Qui vi presento brevemente alcune attività di disseminazione che siamo riusciti ad effettuare, altre sono previste naturalmente. Abbiamo presentato la mappa il 1° aprile di quest'anno, proprio in questo edificio, nella Notte Europea della Geografia. Abbiamo prodotto un video di 12 minuti disponibile su Play Uniud, in cui i mappisti, alcuni, raccontano la loro esperienza. Abbiamo preparato, in particolare la collega Nadia Carestiato, ha preparato i testi disponibili sul sito Geomatics Uniud, che raccontano appunto il progetto e anche i diversi materiali prodotti, e stiamo ultimando la redazione di una pubblicazione prevista per la fine di questo mese con la casa editrice Forum, che racconterà ovviamente il progetto e i suoi risultati. Per quanto riguarda invece la seconda attività, si è trattato, come accennavo prima, di un seminario internazionale su antropologia e invecchiamento. Il seminario è stato realizzato lo scorso anno, il 26 febbraio, ha avuto un ottimo successo sia da parte diciamo dell'area medica, quindi studenti, professionisti, ricercatori di medicina e altre scienze della salute, sia da parte di studenti, diciamo così, e ricercatori, professionisti di area sociale, quindi l'intento interdisciplinare, devo dire, è stato raggiunto e proprio ieri è arrivato fresco di stampa il volume, cioè la pubblicazione degli atti di questo lavoro, un volume che abbiamo curato, è stato curato dalle due coordinatrici, la sottoscritta e la collega Donatella Cozzi, che appunto pretende, diciamo così, di essere uno strumento per un dialogo tra discipline differenti, tutte in qualche modo portatrici di un punto di vista fondamentale sui processi di invecchiamento. Io con questo avrei concluso e ovviamente ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla costruzione di questo percorso, di questi due percorsi che sono stati lunghi ma ricchi di iniziative e anche di ottimi risultati. Grazie. Bene, chiamo ora la professoressa Claudia Di Sciacca del Dipartimento di Scienze Linguistiche. Bene, grazie, buonasera a tutte e a tutti. Io insegno filologia germanica presso il Dipartimento di Lingue e Letterature, Formazione, Comunicazione e Società. Stasera vi parlo in quanto ho avuto il piacere di coordinare il Work Package 3 di Alt Frailty, un work package dedicato alla narrativa dell'aging e metodi di apprendimento negli anziani. È un work package che è stato il frutto di collaborazione tra discipline diverse, dalla linguistica alla filologia, dalle scienze sociali alle scienze dell'educazione, alle discipline demo-etnoantropologiche. E quindi frutto della collaborazione tra vari ricercatori sia Uniud sia appartenenti ad altri atenei ma anche ad altre istituzioni, per esempio il Task 2, come vedrete, appunto ha molto collaborato con l'associazione El Senior,
E mi piace sottolineare il fatto che abbiamo nel nostro piccolo cercato anche noi di essere intergenerazionali, perché abbiamo cercato di coinvolgere studiosi di varie fasce di età, inclusi ricercatori molto giovani, dottorandi, anche assegnisti di ricerca. Il work package in sé consisteva di 4 tasks che ho cercato di riassumere in questa slide. Vedete il primo, educazione degli adulti e diversità nell'invecchiamento attivo. Non li nomino per questioni di tempo, ma vedrete i nomi dei colleghi che si sono spesi diciamo, con entusiasmo per le attività di questi tasks. Poi il secondo riguarda l'insegnamento e apprendimento delle lingue straniere da parte di studenti senior. Il terzo è dedicato al poetry writing per l'invecchiamento sano e attivo, e l'ultimo la narrazione dell'aging and the ageism nelle letterature germaniche medievali. Numerose sono state le attività condotte e anche, speriamo, i risultati conseguiti nell'ambito di questo anno di attività del work package. Brevemente, il primo task, come vedete, ha realizzato 2 webinar rivolti in primis a studenti di vari corsi. Diciamo che gli interlocutori principali erano i frequentanti il master in esperto di progettazione educativa in scuole e servizi ad alta complessità culturale, e questi webinar sono stati tenuti sia da docenti UniUd sia da relatori esterni, e il risultato forse, come dire, più importante e tangibile dei lavori svolti è il volume che trovate indicato dal titolo Processi di invecchiamento in territori ad alta complessità culturale e linguistica, che è di prossima pubblicazione all'interno della serie La Melagrana della casa editrice Franco Angeli di Milano, e il volume è stato curato dai 2 colleghi del DIL, Fabiana Fusco e Davide Zoletto. Anche il secondo task ha lavorato un po' su 2 fronti, ha organizzato numerosi incontri sia online sia in presenza, nonostante le ovvie difficoltà che purtroppo conosciamo, e soprattutto questi incontri sono stati rivolti agli studenti dell'Università della Terza Età di Udine e sono stati curati sia da docenti UniUd sia da docenti esterni e anche da collaboratori di questa associazione di cui vi parlavo, l'associazione El Senior, specializzata nell'insegnamento e apprendimento delle lingue straniere a studenti senior. E anche in questo caso è stata prodotta una pubblicazione, un primo manuale per l'insegnamento e apprendimento dell'inglese come lingua straniera per studenti over 60 di livello A1, curato dalla collega Cecilia Luise, ma si auspica appunto questo dovrebbe essere il volume pilota di un progetto più ampio che dovrebbe riguardare anche altre lingue straniere. E gli altri 2 task invece hanno organizzato dei webinar workshop online, e il terzo appunto è stato organizzato dal collega Anselmo Paolone, un pedagogista del DIL, che ha organizzato questo webinar intitolato La poesia come risorsa per l'animazione educativa, il metodo di Kenneth Koch e l'età della vita, che ha visto l'intervento di 2 colleghi dell'Università di Milano Bicocca, ed è stato rivolto ad educatori, insegnanti ed operatori sociali. E infine l'ultimo task ha organizzato un workshop, anche questo online, dal titolo Aging and Ageism in the Medieval West, The English, Scandinavian and German Contexts, che ha visto la partecipazione di un collega dell'Università di Leida, Thijs Pork, uno dell'Università di Milano, Andrea Mergalli, ed un nostro dottorando, Dario Capelli, che sta concludendo il suo percorso dottorale all'interno del dottorato in studi linguistici e letterari. E diciamo che l'impatto sociale che le nostre linee di ricerca ambiscono ad avere può essere, come dire, riassunto in queste 4 declinazioni. Da un lato c'è la promozione di attività e iniziative di tipo educativo e ricreativo, secondo la formula anglosassone dell'edutainment, se volete, finalizzati al miglioramento del benessere psicofisico degli anziani e a una loro maggiore integrazione nella comunità di riferimento, soprattutto in una prospettiva intergenerazionale. Poi c'è la promozione dell'insegnamento e apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti senior grazie a metodologie e a strumenti didattici ad hoc, la promozione della creatività dei soggetti anziani attraverso i programmi di poetry writing,
E infine la promozione di un approccio olistico alla condizione dell'anziano e il miglioramento della comprensione delle dinamiche sociali e individuali dei due fenomeni intercorrelati dell'aging e dell'ageism, anche questi in una prospettiva intergenerazionale. Mi rendo conto una carrellata molto veloce, forse anche poco intellegibile per molti versi per chi non insiste su questi ambiti disciplinari, però rimanderei chi fosse interessato ai videoclip di cui parlava Gianluca Tell, che sono stati realizzati e recentemente pubblicati sul canale Play Uniwood. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto con una citazione da George Burns, che è vissuto fino alla rispettabilità di 100 anni, mantenendo sempre, diciamo, le sue abitudini inveterate, anche poco raccomandabili, come fumare un sigaro ogni giorno, perché diceva che a una certa età bisogna essere regolari, e lui diceva che non si può fare a meno di invecchiare, ma non necessariamente si deve diventare vecchi. Grazie. Grazie. Ora la professoressa Valeria Filì del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Io sono molto contenta di essere qui per poter dare conto di questa attività di ricerca del Work Package 4 che, riprendendo la metafora del magnifico rettore di prima, in fondo si è occupata di un robot arrugginito che lavora per guadagnarsi quella mela che servirà per sfamare se stesso e la sua famiglia. Perché noi ci siamo occupati proprio della parte, diciamo, del mondo del lavoro, quindi l'età come fattore rilevante nel mondo del lavoro, nel mercato del lavoro e nella società. Il work package che ho coordinato ha visto la partecipazione di 18 ricercatori e ricercatrici, mi tolgo la mascherina, quindi 18 ricercatori e ricercatrici tra strutturati e non strutturati, anche qui con una variabilità dell'età, in modo da coinvolgere appunto tutti e tutte, con un coinvolgimento importante anche di giovani. E il tema fondamentalmente è stato quello della sostenibilità, della longevità, e questo è stato anche il titolo che noi abbiamo dato al prodotto della nostra ricerca. Abbiamo prodotto un seminario che abbiamo fatto in presenza, però abbiamo anche registrato, quindi lo potete trovare su Play Uniwood, e proprio ci siamo domandati qual è la sostenibilità della longevità sul welfare, sulla società, sul mercato del lavoro, per quello che riguarda il rapporto del lavoro. Quindi abbiamo trattato queste problematiche. I ricercatori e le ricercatrici appartengono ad aree disciplinari diverse, siamo prevalentemente giuristi e giuriste, però devo dire che è stato fondamentale anche l'apporto dell'informatico che ha partecipato al nostro gruppo, l'informatico che quindi ha consentito di creare proprio quel link interdisciplinare che ha fatto capire come in un mercato del lavoro come questo, in continua evoluzione, in cui tra l'altro le trasformazioni tecnologiche sono fondamentali, è importantissimo porsi la domanda non soltanto dell'inserimento lavorativo dei giovani, ma dell'inserimento lavorativo, o meglio della permanenza nel mercato del lavoro delle persone più anziane, anche perché in pensione, lo sappiamo, non possono andare. Ed ecco quindi che le aree disciplinari che hanno coinvolto le persone che vedete citate nella slide sono state l'area del diritto del lavoro, l'area del diritto dell'Unione Europea, molto rilevante su queste tematiche, anche per tutta la normativa antidiscriminatoria, l'area del diritto privato, l'area del diritto agrario, l'area del diritto dei trasporti. E appunto abbiamo creato quindi un bel team, ci siamo anche divertiti, potete guardare su Play Uniwood non soltanto il risultato del webinar e i videoclip, le pillole che abbiamo prodotto, ma potrete tra poco leggere anche i risultati in una pubblicazione open access che stiamo proprio predisponendo, quindi siamo alle battute finali, una pubblicazione open access che abbiamo deciso di collocare in una casa editrice che si colloca sul mercato nazionale e internazionale, che è quella di Adapt University Press. Quindi ringrazio moltissimo il nostro coordinatore, il professor Gianluca Tell, che ci ha dato questa possibilità, ci ha dato anche la spinta per creare questo coordinamento, il magnifico rettore, e la Fondazione Friuli, che ci ha consentito tramite queste risorse di produrre appunto i risultati dei nostri lavori. Grazie. Bene, ora il momento della professoressa Laura Pagani, che assieme alla professoressa Laura Rizzi
il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche si sono occupati del Work Package numero 6. Buon pomeriggio a tutti. Sono Laura Pagani del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. Assieme a Laura Rizzi coordino questo gruppo che fa parte della tematica Welfare e narrazione per una società inclusiva. Il nostro work package è questo, la valutazione delle condizioni di vita e di salute delle persone anziane. È un work package che diciamo così, intercetta diversi ambiti disciplinari, come potete vedere qua in questa slide: quello demografico, economico, epidemiologico, medico-sanitario, informatico e statistico, e quindi di conseguenza coinvolge anche ricercatori afferenti a questi diversi ambiti. È un team che formato da circa poco più di una decina di soggetti. Abbiamo afferenti sia, diciamo, gli afferenti afferiscono appunto, scusate, a diversi dipartimenti, ma abbiamo anche degli appartenenti al team che sono al di fuori dell'università, in particolare in alcune strutture di area medico-sanitaria della regione Friuli Venezia Giulia. Gli obiettivi del nostro team sono stati, diciamo così, sintetizzati in queste 4 aree. La prima area è l'analisi della distribuzione territoriale delle patologie croniche negli anziani in regione, la stima del carico assistenziale degli anziani attraverso modelli e indicatori compositi, la valutazione delle fragilità fisiche e sociali degli anziani attraverso analisi basate su sondaggi e la valutazione dell'assistenza sanitaria a lungo termine e residenziale degli anziani in regione. Quali erano i risultati attesi da questo progetto? Allora, li abbiamo sintetizzati in questi 3 punti: sviluppare modelli predittivi del bisogno assistenziale e della domanda di servizi di cura a medio e lungo termine della popolazione anziana in regione, pubblicazione di contributi scientifici sugli esiti delle ricerche, la partecipazione ad eventi di disseminazione pubblica e scientifica degli esiti delle ricerche. Adesso vi illustrerò molto rapidamente quali sono stati i risultati che abbiamo raggiunto. E diciamo così che possiamo dire che i risultati raggiunti consistono nella pubblicazione di alcuni lavori su riviste scientifiche internazionali, la partecipazione ad alcuni convegni e anche la pubblicazione degli short paper relativi a questi convegni. Allora, per quanto riguarda la tematica 5.2, abbiamo sostanzialmente, adesso vi faccio scorrere così piuttosto rapidamente i lavori, possiamo diciamo così, raggruppare i risultati relativi a questo macro tema in 2 parti. Una parte che riguarda la rischiosità della pandemia Covid-19, rischiosità intesa sia dal punto di vista delle condizioni socio-demografiche e sanitarie dei pazienti che sono stati ospedalizzati, sia del confronto tra le 2 diverse wave del Covid. I risultati che sono stati raggiunti sono particolarmente utili poi dal punto di vista dell'organizzazione eventualmente delle cure e delle strutture sanitarie. Un altro macro, diciamo così, un'altra sottotematica di questo riguarda invece lo studio della spesa sanitaria. In particolare si tratta di modelli predittivi del fabbisogno della spesa sanitaria che si basa su analisi spazio-temporali, e anche questo in relazione, ma sappiamo che questo è un grosso problema della regione Friuli Venezia Giulia, all'invecchiamento della popolazione e anche qua delle condizioni diciamo così, sanitarie dei pazienti, in particolare di quei pazienti che sono particolarmente fragili perché sono affetti da multipatologie. Questo e questo lavoro riguardano questi temi. Anche qua, diciamo così, i risultati hanno una ricaduta
in termini di strumenti che possono essere utilizzati anche qua dalle strutture organizzative sanitarie in termini di politiche poi sia economiche che appunto sanitarie. Poi un terzo tema, che è la valutazione delle fragilità fisiche e sociali attraverso analisi basate sui sondaggi. Questi lavori riguardano, diciamo così, sia dei progetti che sono stati implementati al fine di favorire l'attività fisica delle persone anziane, sia l'individuazione attraverso la costruzione di un particolare indice di vulnerabilità, che è l'indice di vulnerabilità al calore, l'individuazione di particolari aree dove le persone anziane particolarmente fragili possono essere individuate e quindi anche in questo caso la ricaduta di questo in particolare di questo lavoro è importante perché si individuano quelle aree di particolare fragilità e vulnerabilità e quindi eventualmente la governance può intervenire per mitigare gli effetti di queste ondate di calore che sappiamo essere purtroppo frequenti anche visto il problema del cambiamento climatico. L'ultimo gruppo di lavori che sono stati, diciamo così, pubblicati dal nostro gruppo riguarda appunto il tema la valutazione dell'assistenza a lungo termine e residenziali degli anziani in regione e riguarda in sostanza la valutazione del benessere psicofisico delle persone che sono nelle strutture residenziali sia in relazione all'ambiente in cui si trovano e anche come l'ambiente può influire sulla loro autonomia, specialmente per quanto riguarda l'autonomia legata all'atto del cibo, insomma del mangiare. Anche in questo caso sono state poi utilizzate delle scale già presenti in letteratura ma che erano poi utilizzate in altri ambiti oppure scale già presenti per essere utilizzate in questi ambiti ma di lingua diversa che comunque dovevano essere validate. In questo caso chi può essere interessato, chi è diciamo così, l'entità che può essere interessata a questi risultati, diciamo che questi risultati sono utili per chi opera nell'ambito delle strutture sanitarie per le persone anziane anche in un'ottica del miglioramento costante della qualità, perché sappiamo che comunque l'ambiente dove queste persone si muovono è molto importante anche al fine della preservazione della loro autonomia. Questo è quanto, quindi è stato diciamo così, molto bello e interessante avere a che fare anche con pensieri diversi, con approcci diversi e ovviamente io, e parlo anche a nome di Laura Rizzi, ringraziamo tutti i membri del team che hanno lavorato al fine di raggiungere questi risultati. Grazie. Bene, adesso grazie, è il turno del professor Alessandro Cavarape del Dipartimento di Area Medica. Ecco, buon pomeriggio a tutti. Il Work Packaging di cui vi parlo, che è il Work Packaging numero 6, si è occupato di sarcopenia. Che cos'è la sarcopenia per chi non la conosce? È una sindrome che è tipica delle persone anziane, soprattutto fragili, che consiste nella perdita di massa muscolare, anche della qualità della massa muscolare, che è un elemento predittivo di numerosi eventi avversi che vanno dalla caduta alla comorbidità, alla presenza di aggravamento di malattie e anche al rischio aumentato di mortalità domiciliare o intra-ospedaliera. Quindi è un argomento di grande importanza che diciamo presso l'Università di Udine era stato già focalizzato da gruppi di ricerca, soprattutto in area di medicina di base, ma molto poco nell'area clinica. Pertanto lo scopo di questo gruppo di progetti di ricerca era quello di combinare un po' dei dati sperimentali a dei dati clinici che potessero essere utili e soprattutto applicabili in futuro nelle nostre realtà assistenziali. Questo progetto si è sviluppato attraverso due direttrici. La prima
di area più prettamente fisiopatologica e biomedica, che tratta degli effetti della sarcopenia sul metabolismo ossidativo del muscolo scheletrico, con un'attenzione a identificare, se possibile, anche dei biomarcatori di danno ossidativo in questa condizione, e un'altra invece di interesse più clinico, per cercare di trovare delle modalità per poter diagnosticare e monitorare con delle metodiche strumentali non invasive di basso costo delle alterazioni del muscolo che altrimenti dovrebbero essere diagnosticate soltanto con metodiche molto complesse e molto costose. Team multidisciplinare costituito da docenti ricercatori del Dipartimento di Area Medica e del Dipartimento 4A, e quello che mi fa piacere ricordare che 4 giovani ricercatori di entrambi i dipartimenti sono stati hanno avuto un ruolo fondamentale nel portare avanti questi progetti, di cui vi mostro brevemente i risultati. Per quello che riguarda la parte più prettamente fisiopatologica, è stato fatto uno studio su 10 soggetti volontari sani di giovane età, in cui però è stata verificata l'effetto della inattività con un periodo di allettamento della durata di 10 giorni e la ricerca di biomarcatori funzionali o biochimici di alterazioni del metabolismo ossidativo legato alla perdita di massa muscolare in queste condizioni. Quello che si è visto è che valutando alcuni parametri prima e dopo questo periodo, sia pur breve, di allettamento, c'è stata sicuramente una riduzione di alcuni parametri funzionali, quali il work rate peak, il consumo di ossigeno, il flusso ematico muscolare. Inoltre, andando a valutare la funzione endoteliale vascolare della arteria determinata nell'arteria femorale, si è visto che c'è stato, dopo il periodo di allettamento, un minor iperafflusso fisiologico ematico nell'arteria femorale comune durante il movimento passivo dell'arto inferiore dopo immobilizzazione. Vuol dire che la immobilizzazione riduce questo effetto funzionale fisiologico dell'iperafflusso con la ripresa di attività muscolare, quindi evidenziando una alterazione legata proprio alla inattività, alla perdita di massa muscolare. Un secondo gruppo di esperimenti, sempre coordinati dal gruppo coordinato dal professor Grassi dell'Istituto di Fisiologia, è la valutazione della respirazione mitocondriale con una respirometria ad alta risoluzione in fibre muscolari scheletriche che sono state prelevate attraverso una biopsia muscolare e permeabilizzate. In condizioni di inattività che sono simili a condizioni di microgravità che sono state storicamente studiate da questo gruppo di ricerca coordinato dal professor Grassi, che si occupa anche di scienze legate all'attività aerospaziale, sia italiana che europea, si è visto che c'è un'alterazione significativa dopo 10 giorni di inattività del metabolismo ossidativo associato a sarcopenia. La respirazione a livello dei mitocondri stimolata dall'ADP invece non sembra essere stimolata dal stazionamento a letto, dalla inattività. Pertanto queste alterazioni principali sembrerebbero essere legate a processi che precedono la respirazione mitocondriale e non legati alla attività della respirazione cellulare mitocondriale nelle cellule muscolari striate. Quindi questo è un aspetto particolarmente interessante di questo studio. Invece gli altri 2 studi, di cui brevemente vi mostro qualche risultato, sono stati effettuati, e questo è stato coordinato dal sottoscritto grazie all'opera veramente valida di un nostro specializzando in geriatria, che è andato a Parigi presso l'ospedale Salpêtrière, Charles Fouhy, coordinato dal professor Belman, per cercare di acquisire una metodica che noi crediamo molto interessante, che cerca di valutare tramite lo spessore di un muscolo, in particolare del muscolo quadricipite femorale, lo spessore e l'area di sezione del muscolo,
trarlo come parametro che possa essere correlabile alla condizione di sarcopenia, che è una condizione che è legata non solo alla riduzione della massa, ma anche alla riduzione della qualità dell'attività muscolare. Per valutare questa sarcopenia, che poi correla con la fragilità delle persone anziane, sono stati reclutati circa 60 soggetti anziani e sono stati effettuati degli studi con parametri clinici, funzionali e scale di valutazioni che si usano normalmente in clinica, che valutano la forza muscolare, il coordinamento muscolare soprattutto, la misurazione della forza muscolare attraverso un dinamometro per valutare la forza del muscolo bicipite brachiale del quadricipite femorale e la correlazione di questi parametri con parametri ecografici. Come vedete, un ecografo portatile che può essere portato quindi al letto del paziente e non ha bisogno di diciamo, strumentazione particolarmente costosa o intrasportabile, perché può essere portato al letto del paziente, la valutazione dello spessore del muscolo bicipite brachiale del quadricipite femorale. Quello che, scusate, continuo a toccare questo ma non dovrei, quello che è emerso è che si può avere una correlazione tra lo spessore del muscolo e tanti parametri funzionali e anche parametri clinici, quali per esempio il numero di cadute anno di questi soggetti. Si è visto che le misure ecografiche muscolari correlano bene con la massa muscolare, anche calcolata con una metodica strumentale complessa quale la densitometria. E tra le misure ecografiche considerate, lo spessore del muscolo vasto intermedio correla in particolar modo, in maggior misura, con la condizione di sarcopenia. Quindi questa è una metodica che noi speriamo di introdurre presso la clinica di medicina interna, quindi la scuola di specialità di geriatria, per cercare di portare avanti degli studi proprio su questo parametro nei nostri pazienti. Per ultimo vi illustro questo studio molto interessante coordinato dal professor Luigi Vetrugno della clinica di anestesia e rianimazione. Purtroppo da Udine si è mosso, è andato a Chieti, ma a Udine ha coordinato questo studio, che è uno studio multicentrico nazionale italiano, che conta di definire con parametri, anche qui ecografici, una scala di fragilità di pazienti anziani in fase preoperatoria prima di sottoporsi a un intervento di chirurgia ortopedica per frattura del collo del femore, che sapete quanto sia frequente in questa categoria di persone. Ebbene, attraverso questa indagine multicentrica nazionale, in cui Udine sugli oltre 870 pazienti previsti ha reclutato 180 pazienti, si presuppone di poter determinare uno score ultrasonografico effettuando ecografie polmonari di questi pazienti in fase preoperatoria per poter ottenere dei dati che possano correlare con il rischio preoperatorio di questi pazienti correlabile alla fragilità di questi pazienti. Quindi questo sono ovviamente studi preliminari che saranno pubblicati, si presume, quest'anno sono stati anche un po' rallentati dal Covid certamente, ma che costituiranno degli studi estremamente importanti perché ci consentiranno di avere degli score facili da utilizzare al letto del paziente che possono essere correlati col rischio preoperatorio. Molto interessante è il fatto che si stanno portando avanti studi anche sullo spessore e sull'attività del muscolo diaframma, anche questo che potrebbe essere un altro fattore molto importante per poter avere dei dati che ci possano far predefinire il rischio preoperatorio e anche di caduta post-operatoria di questi pazienti. Termino mostrando quelli che sono stati i primi risultati. Di queste attività sono comunicazioni a congressi nazionali e internazionali e i dati di questi studi sono in elaborazione per pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali. Ringrazio tutti i componenti di questo team veramente che ha portato dei risultati, io credo, veramente sostanziali per le nostre attività. Vi ringrazio.
Grazie. Grazie. Ora la professoressa Lorenza Driul si collegherà da remoto, per cui adesso mi avvio a togliere la presentazione. Mi scuso per la mia assenza, ma è purtroppo una causa di forza maggiore molto comune oggi, ma ci tenevo veramente a presentare e a condividere con voi i primi risultati che ha portato il WP7. Si tratta di un progetto di ricerca che abbiamo condotto andando a valutare lo stress ossidativo e i cambiamenti dello stress ossidativo nelle pazienti con il carcinoma dell'endometrio, che sono pazienti anziane e che sono state trattate con un nuovo tipo di trattamento chirurgico, robotico e laparoscopico nella nostra clinica. Il punto di partenza è stato il fatto che l'adenocarcinoma endometriale è purtroppo la patologia tumorale più frequente dell'apparato genitale in epoca post-menopausale e sappiamo che i fattori di rischio risultano essere di diversi tipi, genetici, ormonali e connessi allo stile di vita e anche altre patologie quali l'obesità, il diabete e l'ipertensione. Abbiamo voluto però capire la relazione tra lo stress ossidativo con queste patologie, considerando lo stress ossidativo come un ruolo di potenziale fattore fisiopatologico nell'adenocarcinoma dell'endometrio. Inoltre, la novità di quest'anno è che il trattamento dell'adenocarcinoma endometriale in questa popolazione anziana e delicata e con tali e spesso molteplici comorbidità si è basato sull'utilizzo di nuove tecniche chirurgiche mini-invasive, in particolar modo la laparoscopia e la chirurgia robotica, proprio per ridurre il rischio di complicanze. Gli obiettivi quindi sono stati proprio quelli della valutazione dello stress ossidativo in queste pazienti al momento della diagnosi e durante il follow-up lungo circa un anno. E l'altro obiettivo era la valutazione e la sicurezza dei nuovi trattamenti chirurgici, robotici e della chirurgia laparoscopica proprio in questo gruppo di pazienti così delicate affette da adenocarcinoma endometriale ed anziane. Devo ammettere che una parte molto importante è stata l'approvazione di questo studio da parte del Comitato Etico Regionale che ci ha portato per questo ad iniziare l'arruolamento delle pazienti soltanto da pochi mesi, però volevo condividere i primi risultati che abbiamo ottenuto. Abbiamo valutato come lo stato ossidativo preoperatorio di tipo B era più presente nelle pazienti con un adenocarcinoma endometriale, confermando quindi l'ipotesi di partenza di un ruolo fisiopatologico dello stress ossidativo nell'adenocarcinoma endometriale. E inoltre i primi risultati di questi dati preliminari ci permettono di ipotizzare un miglioramento dello stress ossidativo durante il follow-up ad un profilo ottimale, che è il profilo A, o un mantenimento di un profilo B con valori però promettenti di difese antiossidanti aumentati. Inoltre i risultati che abbiamo ottenuto appunto fino adesso ci hanno permesso di evidenziare il miglioramento delle tecniche chirurgiche attraverso la laparoscopia e la chirurgia robotica proprio nel trattamento di queste pazienti che molto spesso oltre ad essere anziane hanno anche un BMI elevato e altre comorbidità e in questo modo i primi risultati che abbiamo evidenziato è di un basso tasso di complicanze sia intra che post-operatorie. E quindi quali sono le prospettive future che ci attendiamo? Le prospettive future sono una diagnosi più precoce di adenocarcinoma endometriale in queste pazienti con patologie che si correlano allo stress ossidativo, quindi diabete, obesità, ipertensione. Un altro aspetto importante che vorremmo ulteriormente approfondire è il ruolo degli antiossidanti nella prevenzione dell'adenocarcinoma e come anche aiuto adiuvanti dopo il trattamento chirurgico e durante il follow-up di queste pazienti e infine, ma non da meno, il ruolo sicuramente emergente e importante della chirurgia mini-invasiva nel trattamento di queste pazienti con un ottimo outcome a breve termine.
E concludo quindi dicendo che il percorso è iniziato e che il nostro impegno sarà quello di continuare per portare nuovi dati e nuovi risultati in questo ambito. E ringrazio per questo tutti i componenti di questo gruppo e tutti i collaboratori che lavorano ogni giorno in questo ambito. Grazie. Grazie al professor Snidaro del Dipartimento di Scienze Matematiche ed Informatiche. Ecco, grazie. Buon pomeriggio. Vorrei parlarvi del work package numero 8 sul rilevamento di cadute in tempo reale mediante tecniche di intelligenza artificiale, nello specifico deep learning. Cadute, perché le cadute? Le cadute rappresentano la seconda causa al mondo di morte accidentale. Riguardano per lo più le persone con età superiore ai 60 anni e anche quando l'esito non è fatale, richiedono spesso l'intervento e cure mediche. Si registrano per esempio circa 37 milioni di cadute ogni anno nel mondo di questo tipo. L'obiettivo del nostro lavoro è stato quello di studiare un software in grado di rilevare tramite dei sensori all'interno delle mura domestiche o all'interno di strutture di cura dell'evento della caduta e di allertare il prima possibile dei soccorsi che possono aiutare queste persone che spesso a seguito della caduta per le lesioni riportate non riescono a muoversi e quindi non riescono a richiedere aiuto autonomamente. Gli algoritmi su cui stiamo lavorando fanno uso di reti neurali. Le reti neurali sono un modello di calcolo che sono in grado di apprendere per esempi, così come fanno gli esseri umani. E c'è bisogno quindi di un certo numero di un buon numero di esempi, in questo caso di dati e nello specifico sequenze video. Quindi sequenze video che rappresentino delle cadute e sequenze video che rappresentino degli eventi, delle attività normali di ogni giorno. E quindi le reti neurali poi addestrate su questi video sono in grado di distinguere appunto delle attività normali da delle cadute, quello che si vuole ottenere. Qual è il problema? Il problema è che in letteratura sono disponibili dei dataset, ossia delle collezioni di dati, delle collezioni di video in questo caso, che nella totalità dei casi non sono adeguate perché sono state girate queste sequenze in condizioni non realistiche. Lì vedete si tratta di un laboratorio, degli uffici in cui è stato messo giù un materasso e sono state improvvisate delle cadute. Quello che abbiamo fatto invece all'interno del progetto Alt-Friday, il package 8, è stato di acquisire un nuovo dataset. Lo abbiamo fatto all'interno del centro di simulazione e alta formazione dell'ospedale di Udine, ci è stato reso disponibile dal professor Besadola. Quindi il set in cui avvengono queste cadute simulate appunto rappresenta una stanza di ospedale, quindi viene simulato quel setting. I soggetti coinvolti, in questo caso sono dei volontari, degli studenti del DAME e il personale stesso dello XAF, sono stati istruiti a eseguire delle cadute simulate in base a indicazioni che abbiamo raccolto, in particolare la professoressa Palese e i suoi studenti, facendo delle interviste a persone che hanno subito delle cadute e al personale medico che ha assistito a queste persone. Sono quindi emersi quali sono le condizioni tipiche in cui avvengono le cadute, faccio un esempio, alzandosi dal letto oppure alzandosi dalla poltrona, e questi eventi sono stati poi appunto simulati all'interno dello XAF in una serie di sequenze di queste cadute. Un tratto distintivo e unico nella letteratura, perché questo tipo di dataset non ha appunto questa caratteristica, vedete, se riuscite a vedere qui nell'immagine,
il volontario sta indossando dei dispositivi che sono stati stati forniti dal dottor Fabris all'Oxaf, dispositivi che limitano i movimenti, quindi per simulare in maniera più realistica quella che è la mancata capacità, libertà di movimento totale che possono avere le persone anziane. Quindi tutto questo fatto per rendere più realistiche questi eventi. Il dataset che è stato raccolto, tra l'altro il quantitativo di dati raccolti è elevato, quasi un terabyte di dati abbiamo raccolto, attraverso 7 telecamere RGB e dei dispositivi di misurazione inerziale, essenzialmente gli accelerometri, che i volontari indossavano ai polsi e alle caviglie. Ecco, qui vedete dei risultati intermedi che stiamo ottenendo. Qui le reti neurali stanno estraendo dei punti notevoli sulla figura umana e sono i cosiddetti joints, i punti di giunto. Da questi risultati intermedi noi stiamo proseguendo con il lavoro e l'obiettivo finale appunto è quello di far sì che la rete riesca a distinguere delle sequenze di movimenti che portano ad una caduta, come potete vedere qua sulla destra, rispetto a delle sequenze di movimenti che non hanno come esito finale una caduta, qui quindi l'esempio è al centro. Il dataset che abbiamo raccolto verrà reso pubblico per consentire quindi studi ulteriori a tutta la comunità scientifica e i risultati che stiamo ottenendo abbiamo intenzione di pubblicarli su riviste scientifiche internazionali. Ringrazio l'intero team di questo work package, ringrazio il professor Tell che ci ha consentito di lavorare a questo progetto e ringrazio tutti voi per l'attenzione. Grazie. Bene, grazie a tutti. Lascerei la parola adesso alla professoressa Nicoli che presenta il tema successivo che è appunto quello della ricerca interdisciplinare dove vede al centro la mela. Bene, buon pomeriggio a tutti e a tutte. È arrivato il momento per il robot arrugginito e probabilmente anche sarcopenico di guadagnarsi una mela al giorno. E con questo incipit innanzitutto volevo ringraziare il magnifico rettore e la Fondazione Friuli per avermi dato questo piacere di poter coordinare questo progetto che si chiama Il tempo della mela ed è stato un progetto che ha coinvolto oltre 25 tra docenti e ricercatori dell'Ateneo su discipline diverse che spaziano dalle scienze della vita all'ingegneria, alle discipline economico-giuridiche e umanistiche. Qual è stato l'obiettivo di questo progetto? Quello di riunire, è stato già ricordato oggi pomeriggio, cioè quello di riunire e integrare attorno ad un tema di ricerca che fosse unificante competenze diverse dell'Ateneo nell'ambito della scienza e cultura del cibo, ambito che è, come dire, maturo all'interno dell'Ateneo da un punto di vista della didattica, forse probabilmente molto meno in termini di integrazione dell'attività di ricerca tra i diversi dipartimenti. Quindi credo che sia abbastanza esplicito dal titolo del progetto comprendere qual è stato il tema di interesse comune su cui abbiamo lavorato. Ovviamente la mela che il professor Gasparo ha definito prodotto polifunzionale, in effetti lo è, nel senso che è un alimento specialissimo, nel senso che contiene una serie di componenti bioattivi che sono noti avere una azione importante nella promozione della salute, ma è anche un potentissimo mezzo di comunicazione. E senza scomodare Adamo ed Eva, ma direi che la mela in qualche modo ci accompagna in tutta la nostra storia. E quindi alla luce un po' di queste premesse, sostanzialmente il progetto è stato declinato in vari ambiti, sostanzialmente, ambito legato alla comunicazione sociale, ambito legato alla salute, all'alimentazione, alimenti e salute e aspetti normativi correlati alla produzione di alimenti che proteggono la salute, mantengono il benessere ed infine, ma non ultimo in termini di importanza, aspetti legati alla sostenibilità, alla possibilità di riciclo, di riutilizzo dei materiali di scarto.
Non credo spetti a me parlare e fare una sintesi dei risultati, lo faranno i colleghi che seguiranno. Quello che io volevo brevemente così raccontarvi sono stati un po' come dire, i prodotti della ricerca. Prodotti della ricerca, e il primo, secondo me il più importante, è sicuramente quello di aver creato un gruppo interdisciplinare stabile, nel senso un gruppo di persone che hanno imparato a lavorare assieme, partendo da prospettive e formazione completamente diversa, e quindi aver creato in qualche modo delle premesse per future collaborazioni. Siamo degli accademici, quindi evidentemente questo lavoro sta portando siamo in fase di preparazione di alcune pubblicazioni su riviste scientifiche. Mi interessa però anche rilevare in questo caso che ci sono state una serie di iniziative come quella della settimana scorsa organizzata dalla professoressa Bolognini, che peraltro oggi non c'è ma per pregressi impegni, che è stata una giornata di studio sugli alimenti funzionali che ha visto prospettive diverse, ancora una volta con un approccio interdisciplinare, aspetti di tipo nutrizionale e di tipo giuridico. Giornata di studi che è stata però anche, come dire, un momento di integrazione tra l'attività di ricerca e l'attività didattica. Guarda caso avevamo grosso modo circa un centinaio di utenti, di presenti online e in presenza fisica, molti dei quali erano nostri studenti. Ragionando sempre in termini di integrazione tra l'attività di ricerca e l'attività didattica, volevo ricordare anche che questa attività di ricerca è stata oggetto di approfondimenti da parte dei nostri giovani in formazione, giovani ricercatori in formazione, dottorandi, assegnisti, ma è stata anche l'occasione di sviluppo di alcune tesi di laurea. A mio parere l'aspetto più interessante, più rilevante, è che sono state tesi di laurea provenienti da corsi di laurea molto diversi, da biotecnologie, scienze e tecnologie alimentari, scienze e cultura del cibo e addirittura scienza della formazione primaria. Il tema mela evidentemente è un tema anche facile in termini, come dire, si presta a essere divulgato. Siamo stati presenti, alcuni dei nostri colleghi sono stati presenti alla manifestazione Friuli Doc dell'anno scorso. Sono in fase di preparazione alcuni volumi che raccoglieranno alcuni contributi di natura divulgativa sui risultati del progetto. A questo proposito ricordo anche i contributi video che trovate su Play Uniud, dove sono presenti dei focus proprio degli approfondimenti di alcune attività di ricerca svolte da alcuni colleghi. Bene, io mi fermo qua, volevo soltanto ricordare che a questo punto interverranno i nostri colleghi, in particolare Nicola Gasbarro che si è occupato della parte di comunicazione, Lara Manzocco e Marilena Marino che si sono occupati del Work Package 3, quello relativo agli aspetti di alimenti e salute, e Patrizia Simeoni e Federico Nassivera invece che ci parleranno di aspetti legati alla sostenibilità e del comportamento del consumatore. Io però prima di chiudere volevo innanzitutto ringraziare tutto il team che ha partecipato all'attività di ricerca, un grazie speciale ai colleghi che mi hanno supportato nel comitato scientifico e un grazie specialissimo alla dottoressa Marilisa Longi, neo ricercatrice di tipo A, che oggi non è presente perché è a Cork a presentare una parte dei risultati conseguiti durante il progetto e che mi ha dato una grossissima mano nel coordinamento di tutto quanto del progetto. Io con questo ho concluso e ho il piacere di invitare il professor Nicola Gasbarro qui per parlarci di comunicazione, mela e comunicazione. Che cosa dire? La prima cosa è che devo dire che ci stiamo divertendo molto, perché la mela è un metalinguaggio meraviglioso di relazioni sociali tra le persone e di relazioni sociali, ripeto, relazioni sociali tra le persone e relazioni sociali con la natura. Anche quando troviamo poco di ciò che cercavamo, troviamo molto di ciò che non cercavamo, e questa è la prima cosa bella di questa ricerca. Diciamo che si tratta di un pomo intrigante, buono da mangiare, buono da pensare, non toglie solo il medico di turno, ma purifica il pensiero e dà adito all'immaginario. È inutile ripetere le immagini
che attraversano l'arte e che riguardano la mela, si va dal peccato originale alla Apple, di cui faremo qualche riferimento dopo, ma prima mi corre l'obbligo di dire grazie alle studentesse che hanno collaborato con me in questa ricerca, che sono Silvia Biondi, Paola Calvano, Lucia Gabriella Cantelmi, Alessandra Conti, Emanuela Filippuzzi, Angelo Floramo, Mara Salviato e Marina Terrazzer. Spero di non aver dimenticato nessuno. Sono stati e sono persone che hanno la passione per la ricerca, che non so se produrrà e quanto produrrà in termini reali di ricerca di ricette di cucina, ma ha già costruito brave ricercatrici di campo. Stanno sperimentando la passione dell'antropologia e sarebbe bello immaginare, lo dico al rettore e agli interlocutori istituzionali, una ricerca antropologica sul senso del cibo in Friuli. Il personale formato ce l'abbiamo già, quindi non ci resta che partire. Credo che costi poco, ma vi garantisco che produce molto, sia a livello di conoscenza, di usi, costumi, narrazioni, rituali, stereotipi culturali e strutture dell'immaginario. Pensiamoci. Dicevo, la mela è un metalinguaggio meraviglioso che nasce già, nel suo porsi come mela, nasce già come metalinguaggio e come tale si impone e si ripropone continuamente, dal giardino dell'Eden al pomo della discordia. Pensate alla guerra di Troia, anche lì la mela, no? Dagli inizi della scienza moderna, come non pensare a quella freccia famosa, la mela che cade sulla testa, fino alla tecnologia contemporanea della Apple. Diciamo allora che avevamo parecchie strade da percorrere e a noi le abbiamo suddivise così. La prima strada è quella di andare a cercare nell'immaginario friulano della mela e lì abbiamo trovato immagini che dal Medioevo in poi, rituali, feste che si interrogano sul significato e sul senso del cogliere la prima mela, a sviluppare quasi un inconscio collettivo. Il secondo percorso è quello di cercare gli stereotipi culturali, le strutture dell'immaginario nella pubblicità. La rivoluzione moderna della pubblicità, la mela, nella rivoluzione moderna della pubblicità la mela si è in qualche modo decolpevolizzata, no? E rinvia a valori esclusivamente positivi. Piccolo elenco, ma qui c'è una grande produzione di immagini. La famiglia, il mangiare insieme dell'amicizia, la bellezza. Per chi non lo sapesse, in un comune della provincia di Treviso c'è anche una Miss Mela, è una cosa che io non sapevo, ma sono quelle cose che ti capitano nella ricerca e che diventano interessanti. Il buon augurio, insomma l'immagine di un frutto pensato e mangiato in tutto il mondo, buono da bere e da usare, dal whisky alla mela al detersivo addirittura della mela. Tutto questo in immagini pubblicitarie. Il viaggio e l'avventura, agenzie turistiche, compagnie aeree, eccetera. Non ultimo, come dire, il buon augurio, la Your Apple, come a dire abbi una mela, una buona mela a tutti, fino all'immagine delle melevisioni che affascinano l'immaginario dei bambini, ma diciamolo pure, dilettano anche gli adulti. Poi abbiamo scelto 2 casi studio perché ci sembravano particolarmente interessanti. Il primo è italiano, chi Vespa mangia la mela, la famosa pubblicità della Piaggio, che ci dice la decolpevolizzazione di una generazione degli anni 60, di quella che Pasolini chiamava la mutazione antropologica, cioè il passaggio da una società agricola ad una società industriale del consumo e dell'edonismo, quindi la mela come inno alla libertà giovanile, la mela come il contrario, come dire, del peccato, della privazione, del divertissement, della giovinezza impunita e dell'impunibilità,
dell'osare. La seconda è quella della Apple, tecnologia, scienza, mordere la mela è il contrario del peccato originale, è il segno del conoscere il bene e il male, è la sfida radicale degli uomini. Ecco, io credo che questa immagine internazionale della Apple ci dà la dimensione di come la mela possa essere pensata e nel suo esercizio fisico dell'essere pensata come momento forte di una umanità e del futuro. Insomma, libertà e conoscenza sono i paradigmi del futuro che la mela ci indica come traguardo del nostro immaginario allargato, una sorta di piccolo giardino umano in cui noi ci ritroviamo e in cui la vita è possibile soltanto perché la mela non è più il frutto proibito. Io non so se le pubblicazioni che stiamo preparando, a cui accennava la professoressa Niccoli, riuscirà a trasmettere i risultati di una ricerca avvincente e anche il piacere che abbiamo provato nel farla, ma vi posso garantire che noi ce l'abbiamo messa tutta. Vi ringrazio. Bene, dopo aver pensato alla mela direi che è il momento di mangiarla e allora io invito la professoressa Lara Manzocco e la professoressa Marilena Marino a raccontarci che cosa succede a mangiare una mela. Bene, buon pomeriggio a tutti, a tutte. Ecco, noi nel Work Package numero 3 abbiamo considerato la mela come uno strumento per la prevenzione delle patologie, di possibili patologie, per proteggere la salute, per promuovere il benessere dei consumatori. E per fare questo siamo anche noi partiti dal detto proverbiale: fa veramente bene una mela al giorno, ci toglie davvero il medico di torno. In effetti ci sono evidenze epidemiologiche che proprio dimostrano come un consumo frequente di mela sia in grado di ridurre l'insorgenza di disturbi cardiovascolari, di patologie degenerative e anche dell'obesità. E i principali responsabili di questi effetti benefici andrebbero ricercati in due macro categorie di composti. Da un lato le mele sono molto ricche di fibra, in particolare di pectina, che noi non siamo in grado di digerire con i nostri enzimi digestivi, ma sicuramente contribuiscono al benessere della nostra vita intestinale e rappresentano anche un substrato molto importante per i microrganismi, quel microbiota che colonizza felicemente, si spera, la nostra pancia. D'altra parte i polifenoli sono noti essere degli spiccati, delle molecole con una spiccata azione antiossidante, e la mela ne è molto ricca. Allora la domanda è: che cosa succede a queste molecole? Tuttavia dobbiamo considerare che non tutte le mele vengono consumate come tali. La maggior parte, diciamo almeno quasi la metà delle mele prodotte globalmente viene trasformata, viene processata in qualcos'altro. Diventano succhi, purè, confetture, prodotti che conosciamo, e l'obiettivo qui è sempre quello di destrutturare questo tessuto per rendere il prodotto più facilmente fruibile da tutta una serie di consumatori, che possono essere i bambini o le persone anziane o ancora le persone che soffrono di specifiche patologie, o anche semplicemente per avere una mela facile e disponibile sul luogo del lavoro. Allora il nostro Work Package si è posto questa domanda: cosa succede ai composti benefici per la salute presenti nella mela, polifenoli e fibre, in questo lungo percorso che dalla mela porta i nutrienti fino alle nostre cellule? Quindi noi abbiamo seguito il destino di queste molecole quando la mela è trasformata in derivati, quando poi viene digerita e quando viene a contatto e deve interagire con le cellule del nostro tessuto epiteliale intestinale e con i microrganismi che lo colonizzano.
Questa è stata quindi la struttura del nostro work package. Abbiamo caratterizzato varietà di mele diverse, i derivati ottenuti, ne abbiamo studiato la digeribilità, la liberazione dei nutrienti, andando poi a vedere come questi interagiscono con cellule e microrganismi. Qualche assaggio di risultati, un piccolo morso, diciamo, di risultati. Per quanto riguarda la caratterizzazione delle varietà di mele, abbiamo lavorato su mele Fuji e su Golden, e qui abbiamo visto che durante la conservazione post-raccolta del frutto si hanno delle notevoli modificazioni per quanto riguarda la consistenza. I nostri ricercatori che hanno lavorato su questi temi sono riusciti ad individuare dei fattori trascrizionali che ben correlano con queste evoluzioni. E d'altra parte queste variazioni di consistenza sono estremamente importanti perché condizionano poi le modalità attraverso le quali il consumatore mangia questa mela, deglutisce quello che mastica e questo ha un effetto sulla digestione successiva dei nutrienti. Allora che cosa abbiamo fatto? Concentrandoci in questo caso su Golden Delicious abbiamo simulato quello che accade alle mele a livello industriale, applicando omogeneizzazione ad alta velocità, ad alta pressione. Dalle mele abbiamo ottenuto due derivati rappresentativi, la purea di mela e l'omogeneizzato, e questi prodotti sono stati poi sottoposti a digestione simulata in vitro, ossia abbiamo simulato in laboratorio quello che accade nella nostra bocca quando mangiamo mele e derivati di mela, nel nostro stomaco, nel nostro intestino, e alla fine della fase intestinale abbiamo recuperato i digeriti e siamo andati a vedere che cosa era successo ai polifenoli e alle fibre. Quando destrutturiamo la mela, ovviamente abbiamo prodotti che hanno caratteristiche meccaniche e reologiche completamente diverse. La purea ha ancora una certa viscosità, e questo è dovuto al fatto che il tessuto è sì disgregato, ma le cellule, alcune di esse, sono ancora integre, in grado di interagire e ostacolare il flusso, mentre nell'omogeneizzato le cellule sono completamente danneggiate, e qui possiamo avere proprio il rilascio del contenuto cellulare nel mezzo esterno, dove accadono un sacco di cose. Tuttavia, anche se le strutture della mela, della purea e dell'omogeneizzato sono così diverse, andando a vedere il contenuto di fibra non cambia niente. E anche studiando più nel dettaglio la struttura di queste molecole, abbiamo visto che la pectina non cambia nel grado di metilazione, non cambia nella sequenza degli zuccheri che compongono il polisaccaride. La stessa cosa può essere anche detta per quanto riguarda i polifenoli. Ci aspettavamo grosse variazioni, abbiamo visto molto poco. Perché? Perché l'unica riduzione di polifenoli che si osserva è quella relativa ad una classe molto particolare, i flavanoli, che sono notoriamente quelli più termolabili, e queste minime variazioni non sono dovute alla destrutturazione, ma al trattamento termico che deve essere fatto per rendere purea e omogeneizzati sicuri per il consumo. Non succede niente, abbiamo fatto tutto per niente? Beh, quando siamo andati a digerire, però, abbiamo visto che nella purea e nell'omogeneizzato la bioaccessibilità dei polifenoli era molto aumentata. Che cosa significa? Significa che se noi assumiamo la mela nella forma di purea o di derivato, i polifenoli in essa contenuti sono probabilmente più facilmente assorbiti rispetto a quando noi assumiamo la mela come un morso di mela, come una mela integra. Abbiamo delle ipotesi e stiamo proprio cercando di validare questa ipotesi di meccanismo. Nella mela integra i polifenoli sono ancora all'interno delle cellule, a fine digestione abbiamo ancora cellule intere, e le peptide invece si trovano proprio esternamente alla cellula, nelle lamelle intermedie tra le cellule. Al contrario, quando destrutturiamo, le pectine vengono liberate nel mezzo esterno, e nell'ambiente molto basico, tipico del nostro intestino, sono in grado di coordinare i polifenoli. E questo implica una loro capacità di proteggere i polifenoli, consentendo loro di raggiungere
la fase intestinale per essere meglio assorbiti. Quindi quegli interventi tecnologici che vengono industrialmente effettuati per modulare le caratteristiche meccaniche e aumentare quindi la nostra capacità di fruire di questo frutto in forme diverse, hanno anche la capacità di aumentare la bioaccessibilità di composti benefici. Se questi sono solo alcuni delle pillole di risultati che abbiamo ottenuti nei primi task, quindi dalla mela fino alla fine della digestione, adesso passerò la parola alla collega Marilena che vi spiegherà invece come i nutrienti liberati a fine digestione vanno poi a interagire con cellule e con il microbiota. E nel salutarvi e ringraziarvi propongo una cosa sconcertante: cambiamo questo detto. Perché, ok, una mela al giorno toglie il medico di torno, ma è molto probabile che anche un derivato di mela al giorno possa sortire lo stesso effetto. E vi ringrazio moltissimo per l'attenzione. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio Lara Manzocco per avermi dato il gancio per parlarvi della parte che presenterò oggi pomeriggio, che è relativa all'interazione che ha la mela e i prodotti a base di mela sulle componenti cellulari. Ci siamo occupati di due tipi di cellule, le cellule intestinali e le cellule del microbiota. Dunque, l'epitelio intestinale è la sede, il punto d'arrivo dei nutrienti, di tutti i nutrienti che derivano dalla dieta, ed è deputata a sostanzialmente tre tipi di attività: l'assorbimento è il principale, la barriera, ma è anche sede di risposta, in quanto gli stimoli che arrivano attraverso la dieta o anche attraverso una terapia all'intestino si traducono in una sintesi di biomolecole. La domanda alla quale le persone che si sono occupate di questa parte dello studio, che diciamo appartengono al laboratorio del professor Pucillo, si sono occupate di come i nutrienti della mela e i suoi derivati possono esercitare un effetto protettivo antinfiammatorio sulla mucosa intestinale. E quindi quello che è stato fatto è stato quello di creare in laboratorio un modello di intestino fatto di cellule intestinali, che il modello è questo riportato in questa figura centrale, che rappresenta nella parte superiore il lume intestinale, cioè la parte in cui arrivano gli stimoli, quindi nutrienti o anche una terapia. Nella parte sottostante invece è la parte dove si raccolgono le molecole che le cellule della mucosa intestinale producono. Quindi in questa parte dello studio quello che è stato fatto è che la mela e i suoi derivati sono stati usati come stimolo per la produzione di molecole, in particolare di molecole infiammatorie. Molto brevemente, quello che è stato osservato è che quando le cellule intestinali sono state stimolate con un stimolo infettivo, con uno stimolo infiammatorio o uno stimolo di iperproliferazione, la risposta dell'intestino in termini di produzione di molecole, di una molecola che si chiama interleuchina 8, che è una molecola che richiama le cellule del sistema immunitario nel tessuto infiammato, era ovviamente alta. Quando però questa stimolazione è avvenuta in presenza di componenti della mela, in queste barre che voi vedete qui tracciate di grigio e qui colorate di rosso, questo stimolo si è ridotto. Quindi la traduzione scientifica, diciamo, di questa osservazione è che i preparati della mela hanno azione antinfiammatoria. Ma sicuramente l'osservazione più interessante è che il processo tecnologico che abbiamo fatto sulla mela, trasformandola in purea o in omogenizzato, ha preservato le proprietà antinfiammatorie della mela. Diciamo, in qualche modo a sottolineare l'osservazione che ha osservato, diciamo, che ha riportato la professoressa Manzocco nell'intervento precedente. Il secondo tipo di cellule di cui ci siamo interessati sono
le cellule più numerose che di fatto conteniamo al nostro interno e che sono, diciamo, vanno sotto il termine generico di microbiota e che occupano, diciamo, che costituiscono la parte più rilevante delle cellule del tratto gastrointestinale. Si tratta di un numero veramente grande, quindi ho riportato un numero che ho ritrovato in un lavoro scientifico, insomma, risalta chiaramente il numero di zeri, che è molto, molto elevato. E queste si tratta di cellule microbiche che non sono sicuramente inoperose, ecco, stanno a livello gastrointestinale a difenderci dalle infezioni, stimolare il sistema immunitario e digerire la fibra alimentare. Oltre che produrre dei metaboliti importanti quali per esempio gli acidi grassi a corta catena. Ora, quello che ci siamo chiesti è se la mela e gli interventi che si vengono svolti sulla mela interagissero in maniera diversa con appunto questo microbiota, e quindi abbiamo costruito un modello di intestino, in particolare di colon, preparando un brodo colturale sostanzialmente in cui coltivare dei microrganismi di origine intestinale ai quali abbiamo dato da mangiare componenti, la mela e la purea. E la fermentazione l'abbiamo fatta in condizioni, diciamo, fisiologiche, quindi assenza di ossigeno e 37 gradi, e quello che abbiamo cercato di capire era quale fosse il destino dei nutrienti presenti nella mela e se le diverse tipologie di preparazione che abbiamo dato da mangiare ai microrganismi del microbiota potessero modificare in maniera diversa le popolazioni microbiche, perché alcuni tipi di popolazioni microbiche, il microbiota intestinale è molto molto variegato, molto eterogeneo, alcune tipologie di microrganismi che abbiamo presenti nel microbiota sono correlate nella loro prevalenza a uno stato di benessere. E dopodiché abbiamo misurato la quantità di specifici metaboliti che hanno una certa bioattività. Molto molto brevemente i principali risultati. La prima cosa che abbiamo osservato è che quando al nostro microbiota abbiamo dato da mangiare mela o purea di mela, aumenta in maniera molto rilevante l'acido butirrico, che è l'acido grasso a corta catena, che viene utilizzato come fonte di energia dalle cellule dell'epitelio intestinale e che è correlata a una protezione dell'ecosistema intestinale anche nei confronti del controllo, per esempio, del rischio di tumore al colon. Quindi è un risultato che ci è piaciuto. Ci è piaciuto ancora di più questo. In queste 3 barre i diversi colori rappresentano le diverse distribuzioni delle popolazioni microbiche del microbiota dopo la nutrizione con la mela o con la purea. E quello che abbiamo osservato principalmente è che aumentano sicuramente 2 frazioni di popolazione microbica molto importante, cioè i bifidobatteri, che sono tra i primi colonizzatori dell'intestino e la cui presenza è correlata a uno stato di difesa dalle malattie e anche alla produzione di vitamine. Un altro gruppo, un altro microrganismo, anzi, che aumenta, è un microrganismo dal nome impronunciabile, si chiama Fecalibacterium prausnitzii, che negli ultimi è di spiccata origine intestinale, che negli ultimi anni ha dimostrato di essere correlato a proprietà antinfiammatorie e al rifornimento di energia alla mucosa intestinale. Quindi per quanto riguarda, diciamo, anche i risultati che abbiamo ottenuto nella fase biologica, diciamo, dello studio, mi sento di ribadire che sicuramente una mela al giorno leva il medico di torno, ma anche un derivato di mela, in particolare la purea, i cui risultati vi ho riportato in questa parte dello studio. Chiudo il mio intervento con diciamo, l'elenco della compagine piuttosto nutrita, piuttosto ricca dalle competenze diverse, molto eterogenea, almeno direi quanto il microbiota. Ognuno di questi ricercatori ha messo un pezzetto del puzzle per, insomma, cercare di chiarire appunto gli aspetti legati alla mela e ai suoi derivati all'effetto sulla salute. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Marilena, la mela ce la siamo mangiata, però sono rimaste le bucce, i torsoli, e allora è arrivato il momento di chiamare la professoressa Simeoni e Federico Nassivera, il professor Federico Nassivera, per parlarci di che cosa possiamo fare con quello che residua. Buonasera a tutti.
Il nostro Work Package si è occupato proprio di sostenibilità. Scusate, funziona? Sì, sostenibilità. Quindi il nostro obiettivo è stato quello di sviluppare un'analisi del ciclo di vita dei processi che tanto bene Lara e la professoressa Marino ci hanno spiegato. L'obiettivo è stato quello quindi da un lato di improntare un'analisi del ciclo di vita e dall'altro effettuare un'indagine per individuare quali fossero le determinanti d'acquisto della popolazione, perché è inutile proporre un prodotto se tanto dopo non viene acquistato. Può fare tanto bene, però se dopo non viene acquistato non ha il valore nutrizionale di cui abbiamo visto. E quindi abbiamo deciso di fare l'analisi del ciclo di vita proprio perché queste fasi sono ancora in fase sperimentali solo sul processo core e le abbiamo sviluppate proprio come un'analisi del ciclo di vita. La prima fase quindi con la definizione di scopi ed obiettivi e le altre fasi che sono quelle core di analisi di inventario, la valutazione degli impatti e delle possibili analisi che ci consentono di indirizzare le nostre scelte nella produzione del nostro bene. La prima fase è stata sempre sbagliato, la prima fase è stata quella più, diciamo così, divertente del primo risultato del nostro studio. Abbiamo imparato a lavorare con linguaggi diversi. Noi ingegneri abbiamo lavorato con non so come si dice, alimentaristi, no? Non vi piace, no? Ecco, vedete, questo è il primo esempio di come sono andati i primi nostri colloqui per arrivare alla cosa importante che era l'unità funzionale sul quale lavorare, sul grammo, sul chilo, sui 100 grammi, sulla combinazione di diversi elementi. E quindi è stato il primo grande risultato che ci ha portato, dopo un anno, a parlare più o meno la stessa lingua, senza litigare. La seconda fase è stata quella di passare dalle fasi di processo, siamo stati in laboratorio assieme all'area, per riuscire a trasformare le operazioni che si fanno in laboratorio in un processo reale, in un processo industriale, individuando per ciascuna attività sia le diverse modalità con cui noi possiamo realizzare nel mondo reale quell'attività, ma sia anche tutti i possibili assorbimenti, le possibili emissioni che si possono generare da una singola attività, da una singola movimentazione. Ovviamente per i due processi, quelli che ricordava prima Lara, che sono quella della purea e quella dell'omogeneizzato, che dal punto di vista processuale non sono molto diversi, dal punto di vista energetico sì. Per quanto riguarda, è emerso subito evidente che essendo il lavoro alla fase iniziale, l'analisi degli scarti per poterlo recuperare era estremamente difficile. E quindi per comprendere che cosa si potesse fare ci siamo basati anche sulla letteratura e abbiamo scoperto due cose importanti. Uno, che vabbè, dal 30 al 35% è scarto e nella maggior parte dei casi non viene separato, viene utilizzato come scarto misto. E per fare che cosa? Qui abbiamo lavorato molto nell'indagine con Federico per individuare quali tipi di prodotti potrebbero essere accettati dal mercato realizzati da scarti di mela, da rifiuti di mela. Anticipo un po' i risultati anche dell'indagine e ci siamo accorti che gli snack sono un prodotto che viene favorito dal consumatore, ma anche il packaging realizzato da scarti di materiale organico. Abbiamo quindi trasformato il nostro processo diciamo di laboratorio in un processo industriale e abbiamo iniziato a implementarlo. Abbiamo costruito, e questo è il secondo nostro risultato, un tool che consente di fare
la valutazione degli impatti di un processo di produzione di purea o di omogeneizzato. Considerando dentro, è costruita proprio come una classica analisi del ciclo di vita, quindi ogni emissione che noi abbiamo individuato e calcolato è stata classificata, classificata all'interno delle categorie di impatto e poi caratterizzata all'interno del danno su 3 macro settori, che sono quelli della salute, dell'ecosistema e delle risorse. Al fine di individuare, poterli confrontare con un unico indicatore, quindi pesandoli tra di loro con dei sistemi di pesata che sono standardizzati. Tra tutti abbiamo scelto quello del metodo individualista, perché è più rivolto verso la persona, quindi la salute umana, ed era il core del nostro progetto. E abbiamo realizzato quindi uno strumento che consente di fare 2 cose. Uno, di scendere in profondità di un qualsiasi processo, scegliamo noi, fino alla più piccola attività che si possa fare per realizzare il processo. Quindi sono 16.000 possibili alternative di realizzazione del prodotto e di movimentazione del prodotto. E dall'altra parte abbiamo realizzato un database che consente di tracciare i principali emissioni di ciascuna fase, perché la volontà è proprio quella poi di uscire dal core, dal processo core, e ampliarlo proprio al benessere della persona, quindi individuare un tracciante che ci consenta di integrare l'impianto con, lasciatemelo passare il termine, con l'uomo, con l'impianto umano, in maniera tale da vedere l'impatto tra le due. E questo è il secondo nostro obiettivo, quindi è facilmente utilizzabile e consente di confrontare diversi processi che lavorano proprio a temperature diverse e hanno delle attività diverse che possono in qualche maniera inficiare la bontà del prodotto finale. Bontà inteso come qualità di cui parlava Lara. Abbiamo provato ad applicarlo al nostro contesto, abbiamo studiato quant'era la produzione di queste 2 tipologie di mele su cui sono state fatte tutte le prove di laboratorio nel contesto regionale, e abbiamo individuato quant'è lo scarto di quel materiale che, diciamo così, non viene venduto direttamente e quindi potrebbe essere utilizzato per fare questa tipologia di prodotti. Abbiamo ipotizzato le dimensioni dell'impianto e abbiamo ipotizzato un primo impianto, che è quello che vi avevo schematizzato prima. E i risultati che vi ho rappresentato in questa schema fanno vedere una cosa secondo me estremamente rilevante, che per quanto siamo bravi ad ottimizzare il nostro ciclo, in realtà la scelta del packaging è la cosa che impatta molto di più sul prodotto. Ed è per questo motivo che abbiamo deciso in una fase successiva di proseguire lo studio e utilizzare gli scarti di produzione della mela per un packaging diverso, in maniera tale da ridurre l'impatto ambientale di una filiera, quindi rendere più circolare una filiera. Filiera già presente sul territorio, produzioni già presenti sul territorio, che consentirebbe quindi di chiudere il ciclo all'interno della regione stessa. Lo studio, tutte le decisioni prese nelle varie fasi dello studio non sono state decisioni prese in base alla letteratura, ma sono state decisioni che sono state prese via via, a man mano che avevamo le risposte dall'indagine conoscitiva. Quindi, proprio perché la nostra volontà era quella di creare uno strumento che desse delle indicazioni sulla sostenibilità, quindi dal punto di vista sì tecnico, sì economico, ma anche sociale, soprattutto sociale. E per questo lascio la parola a Federico, che ci racconta l'indagine conoscitiva. Eccoci, buonasera a tutti. Il mio compito è stato quello di indagare fondamentalmente come il consumatore potrebbe percepire l'opportunità di relazionarsi con un prodotto derivato fondamentalmente dall'utilizzo di sottoprodotti della mela, visto che effettivamente c'è una frazione così importante che è una risorsa assolutamente da non
sottovalutare e da non perdere. È stato appunto dimensionato un questionario che ha inteso indagare appunto l'intenzione comportamentale del consumatore e facendolo attraverso un questionario che è stato somministrato a ben 1000 consumatori italiani, distribuiti tendenzialmente secondo le aree Nielsen, quindi nelle 4 macro aree che è possibile poi categorizzare, e dopo aver effettivamente analizzato quale tasso di risposta ha caratterizzato comunque l'interesse al questionario, è emerso appunto quanto questo spaccato dell'Italia fosse rappresentato per lo più da persone con più di 64 anni, per una percentuale comunque non così superiore rispetto alle altre quote, per il 52% donne, e con una scolarizzazione derivata soprattutto dalla scuola secondaria di secondo grado, coniugati per una buona percentuale e dipendenti a tempo pieno per altrettanto una percentuale importantissima. La classe di reddito che rappresentava questo campione era tra i 20.000 e i 30.000 euro. Che cosa abbiamo utilizzato per indagare appunto l'intenzione comportamentale a relazionarsi positivamente con questo prodotto? Un modello che è inteso indagare appunto quanto le determinanti che possono portare ad un atteggiamento comportamentale positivo, quali sono e quanto potrebbero essere condizionate da una percezione non così corretta del prodotto, che in letteratura viene definita neofobia generica, anche neofobia tecnologica. Abbiamo cercato in questo caso con 9 domande, una scala diciamo già validata in letteratura, di esplorare quanto questa neofobia debba essere controllata anche da chi poi si occuperà di veicolare il prodotto sul mercato, per evitare appunto che venga mal percepito, perché si tratta comunque di prodotti derivati da uno scarto del prodotto, per quanto la mela comunque in tutta la sua complessità e olistica concezione possa essere comunque veicolo di benessere. Quindi con questa modalità, appunto implementando un modello di equazioni strutturali tipico della misurazione dei rapporti causali tra questi costrutti definiti comunque latenti, abbiamo indagato appunto quanto pesasse ogni singolo costrutto nel condizionare positivamente l'intenzione comportamentale all'acquisto. E che cosa è emerso? Che sicuramente la neofobia risulta tanto condizionante l'attenzione del consumatore nel portare a casa un prodotto in famiglia, ovviamente veicolato per la salute degli appartenenti alla famiglia. Di conseguenza la responsabilità nei confronti della famiglia è stato proprio un elemento che ha tanto caratterizzato il contesto sociale di appartenenza. Per di più la reattività positiva a percepire correttamente un prodotto che avesse queste caratteristiche, si nota che le istituzioni effettivamente non ne stanno parlando più di tanto. Quindi è fondamentale anche questo nostro incontro nel sensibilizzare l'opinione pubblica a percepire quanto potrebbe essere altrettanto importante per, diciamo, la salute della famiglia stessa ricorrere a prodotti che derivino anche dal trattamento dello scarto di lavorazione della mela. E appunto il contesto sociale di appartenenza, quindi la responsabilità di ciò che viene acquistato per la famiglia, è risultata in assoluto la determinante che più può condizionare positivamente l'intenzione comportamentale all'acquisto. Naturalmente le attitudini nei confronti del prodotto sono quelle nella percezione, nella ricerca di qualcosa di salutare, di sicuro dal punto di vista anche nutrizionale, ma non soltanto nutrizionale, anche della salute vera e propria, cioè nel senso mai poi mai se venisse percepito in modo strano il prodotto sarebbe accettato dal consumatore. Quindi uno sforzo di chi si occuperà di comunicazione è proprio quello anche di tradurre queste informazioni nel dosare bene i termini che possono essere effettivamente, possono creare la giusta attrattività del prodotto. E esplorando ancora un po' che tipo di informazioni sono emerse dal nostro questionario, che era costituito da ben 50 item, quindi domande, è emersa una simpatica word cloud, ossia nonostante l'attenzione comportamentale positiva nei confronti di un prodotto che derivi dai sottoprodotti della mela, il consumatore comunque ricerca quegli attributi intrinseci di qualità, tra cui il profumo, che sono proprio quelli che devono ricordare alla mente del consumatore la mela. E quindi un'ulteriore indicazione a chi poi si occuperà di proporre un prodotto nel amplificare il più possibile questo tipo di attributo che deve caratterizzare anche un prodotto
che deriva fondamentalmente dall'utilizzo di scarti di lavorazione del prodotto base che tutto sommato la mela dà a disposizione del mercato. Grazie. E noi abbiamo concluso, il robot è diventato ringiovanito dopo aver mangiato la mela e quindi restituisco il robot al collega Dovier. Bene, buonasera a tutti. Tanto appunto grazie all'Università di Udine e alla Fondazione Friuli per l'opportunità di aver organizzato questo progetto Intelligenza Artificiale e Robotica. In realtà il nome completo sarebbe Artificial Intelligence for Human Robot Collaboration, è molto incentrato sulla collaborazione tra più robot e tra robot e umani. Ok, ci ho provato. Allora, che cos'è la robotica collaborativa? Diciamo che innanzitutto i robot un tempo appunto avevano un costo abbastanza alto e era già tanto possedere un robot e farlo lavorare in qualche modo. Ora i costi sono effettivamente calati, i robot sono un po' alla portata anche dei singoli utenti, ma sicuramente delle aziende anche del territorio, e quindi nascono questi problemi di interazione tra più robot che possiamo far cooperare. I robot vengono impiegati per raggiungere determinati scopi, per collaborare con l'uomo per raggiungere determinati scopi. Ora, dal punto di vista della ricerca, questa collaborazione dei robot genera delle nuove sfide che magari prima non c'erano. C'erano degli aspetti più tipici dell'intelligenza artificiale in robotica, di cui parlerò tra qualche lucido, quando mi focalizzerò sugli aspetti del nostro dipartimento, e quindi i linguaggi per codificare i problemi, la ricerca di soluzioni a questi problemi nei cosiddetti spazi di ricerca, parleremo poi dopo, cioè la ricerca di sequenze di azioni di questi robot che permettono poi di portare a un certo risultato, un obiettivo. E ovviamente ci sono poi anche aspetti di interazione con lo spazio circostante, quindi abbiamo visto anche prima acquisizione di immagini, acquisizione anche di suoni, comunicazione di immagini e di suoni. Avendo più robot, queste possibilità aumentano, dobbiamo studiare la comunicazione tra i vari robot, il costruire dei piani collaborativi, dei piani di lavoro, di sequenze di azioni con i quali questi robot possono collaborare. Ad esempio, per sollevare un tavolo, i due robot devono sollevarlo, prenderlo uno da una parte e uno dall'altra. Abbiamo problemi poi di comunicazione sicura dei dati, e qui abbiamo anche problemi di security, cyber security pure, nel senso che nel momento in cui tutto è connesso, un hacker potrebbe attaccare inviando dei messaggi che noi non vogliamo al robot e vengono poi prodotte delle cose che non ci aspettiamo. Ma oltre a questo, diciamo, questo siamo all'interno dell'informatica ancora, ma nascono ovviamente invece degli aspetti più prettamente multidisciplinari. I robot possono venire a contatto con dati sensibili. Adesso nella presentazione prima del professor Snider abbiamo visto dati tutto sommato anche abbastanza sensibili, perché queste telecamere comunque, diciamo, robot in senso lato, anche agenti software, sono a conoscenza di cosa c'è dentro quell'ospedale, ad esempio. Ma ancora meglio, un buon esempio potrebbe essere quello dei robot endoscopici che entrano nel corpo umano e scoprono dei dati molto sensibili e vanno tutelati con la privacy, così come i robot in casa degli anziani. Abbiamo parlato dell'aging, insomma, ci sono questi robot domestici che collaborano con gli anziani e ovviamente questi sono a conoscenza di tutti i dati sensibili dell'anziano, quindi abbiamo problemi di privacy. I robot devono prendere delle decisioni, adesso poi di questo ne parlerà il professor Costantini nel suo talk, ma insomma devono prendere delle decisioni e queste decisioni impattano su aspetti legali, su aspetti etici e anche su aspetti filosofici, filosofia del ragionamento,
aspetti legali, appunto vedremo anche dopo ovviamente di chi è la colpa se quel robot combina un danno, di chi ha scritto il software, di chi ha costruito il robot, di chi lo ha portato lì, di chi lo ha comprato, insomma, ci sono... E inoltre questi robot che interagiscono tra loro e con gli uomini impongono degli aspetti di sicurezza sul lavoro, in particolare il talk che vedremo dopo il professor Scalera ha a che fare proprio sugli aspetti di come evitare le collisioni tra robot e umani in modo molto rapido sulla base di analisi di dati di sensori audio e video. Allora, un aspetto interessante, questo è un progetto di ricerca che nasce, appunto, vedete, tende ad andare in più direzioni, nasce con questo progetto, quindi non c'era una storia dietro, e per nascere un progetto sulla robotica c'è bisogno dei robot, e quindi praticamente tutti i soldi che sono arrivati gentilmente sono stati spesi per l'acquisto di robot, che poi li vedremo, sono detti per la loro forma Panda Robot, accessori per questi Panda Robot, i tavoli su cui metterli, cavi e tutto quello che potete immaginare. Abbiamo comprato anche una testa robotica, microfonica, e li abbiamo collocati presso una stanza di questo padiglione della Lab Village in via Sombrio. Sombrio in dialetto vuol dire se siamo indietro, ma insomma non siamo indietro, insomma, ce li abbiamo. Sono arrivati verso novembre. I robot sono arrivati prima, ma i tavoli sono arrivati dopo. Poi, insomma, comunque, il tutto è partito, poi è ripartito anche il Covid purtroppo, e quindi abbiamo avuto alcuni meeting online tra di noi e siamo riusciti a organizzare un workshop in presenza proprio a fine marzo. Prima c'era un sito web, poi magari ve lo ricordo, ma insomma sono riportati i risultati di questo lavoro. In questi workshop sono nate diverse nuove idee, sia disciplinari che interdisciplinari, che qualcuna abbiamo già esplorata, altre stiamo esplorando. Sono già state sviluppate delle tesi di laurea triennale e magistrale, e anche qualche articolo di ricerca. Come dicevo, siamo partiti sostanzialmente a novembre. E vabbè, poi li ho già preannunciati, e poi parleranno dei loro temi di ricerca i colleghi Costantini e Scalera. Mi concentro più sugli aspetti fatti su cui abbiamo investigato al Dipartimento di Matematica, Informatica e Fisica, di Scienze, Matematica, Informatica e Fisica, e gli aspetti abbastanza vicini a quello che ho fatto anche in passato sono quelli dei linguaggi per programmare, tra virgolette, questi robot. Vengono detti Action Description Languages, sono dei linguaggi di una famiglia di linguaggi di programmazione dichiarativi, apparsi per la prima volta a fine degli anni 60, il primo si chiamava Planner, poi ci fu lo Strips di Stanford, poi tutta una pletora di lavori. Attualmente il linguaggio standard è detto PDDL in varie versioni, e PDDL per le piste. Comunque, insomma, volevo, senza entrare ovviamente nei dettagli, farvi capire cosa vuol dire la programmazione dichiarativa in ambito robotico e perché può essere importante. Allora, l'idea principale è quella di codificare con il problema che il robot deve risolvere. Questo ne parlavamo anche l'altro giorno a un meeting. Spesso quando si ha a che fare anche con le aziende, non solo con i robot, il problema viene spesso mescolato con la parziale soluzione che hanno l'idea per la soluzione. No, alle volte è bene focalizzarsi proprio sul problema, e i linguaggi dichiarativi sono fatti proprio per questo, per codificare il problema. I problemi di tipo robotico vengono detti spesso problemi di planning, sono basati, diciamo, su qualcosa che è detto lo stato iniziale, quindi questi robot vedono una porzione del mondo come ora e la devono modificare, vogliono arrivare in uno stato finale, un detto goal, obiettivo, e hanno un insieme di azioni possibili. Inoltre, in un mondo robotico collaborativo, i robot ovviamente vedono una porzione del mondo, ma vedono anche gli altri robot e vedono che quel robot sa delle cose
che sa anche lui, ma vedono anche che lui sa delle cose che io non so, ma io so che lui sa quelle cose. Lui vede la scatola aperta e sa se dentro la moneta è testa o croce. Quindi c'è questo contesto che ho detto epistemic planning, in cui i robot hanno anche conoscenza della conoscenza degli altri robot e anche sanno che non sanno delle cose che invece gli altri robot sanno. Inoltre possono interagire con gli altri robot anche comunicando delle cose, anche facendo delle richieste. E cosa succede? Questi linguaggi di tipo dichiarativo vengono poi tradotti, trasformati in un qualcosa a molto più basso livello, e di questo il programmatore non è necessario che sia a conoscenza, questo è quello che facciamo, diciamo, noi prima, e vengono trasformati in una certa tipologia di problemi. Una casistica di questi problemi vengono detti problemi di soddisfacibilità, SAT, sono problemi che vengono dalla logica, ed è una classe di problemi che è molto semplice da presentare, ma difficile da risolvere, e la gran parte dei problemi che affrontiamo come problemi di la preparazione degli orari per i rizzi, la preparazione dei turni di lavoro per l'ospedale, eccetera, ricadono nei problemi che vengono codificati facilmente in questo SAT, codificati facilmente in SAT. Poi bisogna risolverli. Allora, l'idea in quest'area è di mappare il nostro problema in questa istanza di problema specifico SAT e lavorare, e questo si fa in tutto il mondo dagli anni 60, per migliorare l'efficienza di questi cosiddetti SAT solvers. Quindi noi all'ODMIF ci occupiamo sia della fase di definizione di questi linguaggi dichiarativi, della traduzione più ottimizzata possibile in problemi, diciamo, di SAT, e poi dello sviluppo di questi SAT solvers, anche con tecniche di soluzione parallela che sfruttano ad esempio le GPU. Ora, giusto per avere un'idea vaga di che cos'è un programma dichiarativo, quelli sono i due Panda Robot che abbiamo acquistato, e vedete che ci sono dei blocchi. All'inizio il robot 1, quello di sinistra, possiede il blocco nero, che è qui. Okay. Il robot 2 è quello rosso, quindi questa è la specifica iniziale. Il robot 1 e il robot 2 sanno entrambi che il robot 1 non ha in braccio il green e saprà anche altre cose. Cioè, quindi abbiamo due possibilità: possedere, vuol dire che stanno, diciamo, nel proprio tavolino, e tenere, holds. L'obiettivo finale è che il robot 1 debba avere il blocco giallo che sta qui. Non si vede tanto giallo, ma è giallo. Abbiamo dipinto. E poi vengono descritte le azioni possibili. C'è un'azione, quella lì, l'azione peek, che serve a scoprire il colore di un blocchetto se magari il blocchetto non è visibile. C'è l'azione afferra un blocco e annuncia all'altro che l'hai afferrato. C'è l'azione lascia il blocco e può essere utilizzato questo tavolo di buffer in cui c'è un blocco solo. Ovviamente è una soluzione semplificata, ma giusto per avere un'idea. Questi due robot, questo è il programma che scriviamo noi, fine, non dobbiamo dargli nessun'altra soluzione. A questo punto, uno potrebbe dire, ma l'intelligenza artificiale risolve questo e ci dà il piano. Sì, in realtà questo viene tradotto dal compilatore che è stato fatto appunto da noi in un'istanza di SAT, e poi il SAT solver, in questo caso l'ASP solver, ma è praticamente la stessa cosa, risolvono, e quello che succede è che questa è la soluzione che viene trovata autonomamente dai robot, insomma niente di particolare, ovviamente i robot potrebbero andare anche molto più veloce di così, ma questa è la soluzione che viene trovata autonomamente dai robot. Quindi da un certo punto di vista, dando solo il problema e aspettando un attimo che ragionano, poi loro risolvono il problema, vedete, poi entrerà in ciclo, credo che lo mostrerà ancora. Quindi loro sanno che possono prendere un solo blocco per volta, possono usare il banco condiviso per scambiarsi un blocco, conoscono la situazione iniziale, quello di sinistra vuole rimanere col blocco giallo e svolgono il piano. La cosa interessante che possiamo fare grazie a questo progetto è che possiamo anche vederlo questo e toccare con mano questi robot e verificare che poi la cosa succede, perché in linea di massima avremmo potuto ragionare anche prima. La situazione iniziale può essere nota ai robot implicitamente, glielo diciamo proprio, su un file, diciamo, come abbiamo visto prima, oppure
la possono desumere con una telecamera. Questa è una cosa appunto che si può fare, insomma. Poi quando questo robot mette il blocco qui, lo comunica all'altro, l'altro lo sa. Questo lo si può fare appunto via scambio di messaggi che avviene internamente tra i due robot tra i due computer che controllano i due robot sostanzialmente, ma potrebbe anche essere fatta mediante periferie audio, e questo potrebbe anche funzionare meglio in un'azienda per interagire con gli uomini. E questo appunto sono aspetti che insomma, sappiamo curare. Comunque, una variante del linguaggio epistemico per questo sistema, la compilazione, l'esecuzione, eccetera, sono stati fatti appunto in una tesi di laurea magistrale di Davide Soldà, che ora è già assegnista di ricerca all'FBK, 2 giorni dopo la laurea sostanzialmente, speriamo che faccia quel dottorato da noi. E abbiamo altre tesi in gioco, appunto con il professore Andrea Formisano, ci sono altri aspetti legati al planning di cui si occupa il gruppo del professor Montanari, temporal reasoning, e parlavamo anche di interazioni audio e aptiche, e questo è il gruppo del professor Fontana, per cui prima avete visto sul primo lucido una specie di testa robotica, e comunque anche qui, sempre dentro il laboratorio, è stato anche acquistato un sistema di questo tipo e è stato fatto un lavoro con uno studente Erasmus, sostanzialmente per studiare la resa e la resistenza dello sfregamento per modello corda archetto, quindi potremo avere i robot che ad esempio suonano il violoncello. Okay? Questo ha portato già un articolo che verrà presentato, il gruppo di Fontana è molto attivo in quell'area di interfacce audio e simulazioni dell'audio. Oltre a suonare il violoncello, questa era fatta prima dei robot ruggini, ma i robot ruggini non mi piacciono. Comunque avevamo parlato di invecchiamento, abbiamo parlato di mele, quello che pensavamo noi invece è di far collaborare 2 robot per sbucciare la mela per gli anziani, insomma, ma non ruggini. Cioè, quindi, niente, a parte questo, insomma, un grazie alla Fondazione Friuli e Università di Udine ancora per questa opportunità. Ultima cosa che volevo dire, appunto, abbiamo fatto dei meeting informali, un workshop, però a fine novembre a Udine ci sarà il convegno italiano di intelligenza artificiale, la IPERIA, di cui appunto io sono program chair, il professor Montanari, general chair, e in quella occasione avremo modo anche di vedere anche altri gruppi, anzi molti altri gruppi che lavorano sulla robotica, e cercheremo di fare almeno un workshop dentro il Lab Village, così per interagire con loro, magari scambiamo anche delle informazioni con questo progetto. Io ho finito, lascerei la parola a Federico, gli do anche la cattiva notizia che non funzionava il po'. Grazie. Bene, buon pomeriggio a tutti. Intanto voglio farvi una comunicazione preliminare. Questa è una presentazione che riguarda l'etica e vi comunico che nessun robot è stato maltrattato per realizzare questa presentazione, quindi state tranquilli. Soprattutto il magnifico rettore, nessuna responsabilità. Dunque, quello di cui io voglio parlarvi è un percorso molto stringato su quelle che sono le questioni che riguardano l'intelligenza artificiale, l'etica e il diritto. Per me personalmente sono anni piuttosto affascinanti, emozionanti, perché finalmente si parla di una normativa che riguarda l'intelligenza artificiale. Dopo anni che si parla soltanto, insomma, nel passato, nella storia si è parlato soltanto di etica, adesso ci sono delle norme effettivamente in discussione nel Parlamento europeo e io ve ne darò conto. Dunque, cominciamo con il contesto. Il contesto non è un contesto di fantascienza, ma comunque è un contesto estremamente affascinante. Io, per darvi conto di questo, vi faccio vedere quest'opera che è presente alla Biennale di Venezia, che si è appena aperta. Quindi abbiamo un artista robotico che dipinge, che crea un'opera d'arte. Altro grande tema, l'originalità di un'opera d'arte. Se i robot possano, o le intelligenze artificiali possano o meno creare o dirsi creatori di opere d'arte, la normativa europea si sta orientando verso la risposta negativa. Però comunque nel fatto di riconoscere una particolare originalità, o meglio una particolarità nelle opere create attraverso strumenti di intelligenza artificiale. Detto questo,
vi introduco a quello che è il tema dell'etica dell'intelligenza artificiale enunciato nei termini più generali e stringati possibili, cercando di dare anche un esempio abbastanza concreto e una soluzione semplice, ma insomma attenzione perché è solo apparente, e poi un monito che ci viene dal passato, dagli studi della cibernetica, però rimane ed è ancora valido. Quindi la formulazione del problema è questo. Il problema di fondo, come anticipava prima il professor Dovier, è il fatto che abbiamo un problema di imputazione a livello morale ma anche giuridico di una responsabilità tra chi è l'inventore o comunque l'operatore umano e chi è l'agente artificiale, ma entrambi questi soggetti o entità devono essere considerate all'interno di un determinato contesto, che può essere un'organizzazione sociale o un ecosistema tecnologico. E questi contesti comunicano tra di loro. La soluzione tecnocratica potrebbe sembrare estremamente banale, cioè io ho, per esempio, nelle auto che si guidano da sole, questo è un esempio concreto, nessun umano alla guida, l'auto è completamente autonoma, ho nessun errore e quindi non ho nessuna vittima. Lineare, chiaro, però attenzione, le cose non stanno così, o meglio, quella che è la visione zero cosiddetta dell'Unione Europea, cioè nessun incidente sulle strade auspicabilmente, si scontra con una realtà un po' complessa, che non è soltanto data dal fatto che tra oggi e il momento in cui tutte le auto saranno autonome non si sa quanto tempo passerà, nessuno può dirlo, e non si sa nemmeno se quel momento effettivamente è un momento reale nella storia umana, ma ci sono anche altri problemi appunto di tipo etico, cioè il fatto per cui, per esempio, ipoteticamente, le auto potrebbero essere messe in grado di decidere della vita delle persone. Uno studio molto famoso è stato fatto dai ricercatori dell'MIT, The Moral Machine Experiment. Voi vedete qui ci sono 40 milioni di risposte, che è un numero estremamente ampio di popolazione statistica, e le domande che venivano poste agli utenti internet che si collegavano a quel sito era una domanda che presupponeva l'immedesimazione nella black box di queste macchine. Ovviamente il problema posto in questo modo non è il problema che si porrebbe una macchina che deve decidere della vita di una persona, perché è molto difficile umanamente, ma anche artificialmente, che uno che sta guidando sappia distinguere se uno è vecchio o giovane, per esempio, o delle caratteristiche della fisicità che non sono così immediate. E quindi il problema posto in questo modo è un problema artificiale. Questo esperimento voleva capire quali erano i problemi morali negli utenti che rispondevano alle domande, non volevano risolvere il problema delle macchine che si guidano da sole. E noi qua a Udine abbiamo fatto una cosa simile. Nel 2016, insieme al professor Montessoro, ci abbiamo cercato di capire fare lo stesso gioco sostanzialmente, prendendo 11 studenti di giurisprudenza e 11 conducenti degli autobus, per capire se c'erano delle decisioni diverse tra questi due gruppi sociali. È stata una serata molto interessante, anche il pubblico, come vedete, ha potuto esprimersi. Non vi do la soluzione perché è una cosa piuttosto complessa, ne parliamo dopo se volete. Qual è il problema filosofico alla base? È quello famoso del trolley problem, che si coniuga in diversi modi, ma sostanzialmente questo è il modo in cui è stato coniugato per la prima volta da Philippa Foot nel 67, e quindi qual è questo, come si coniuga questo problema rispetto alle macchine che si guidano da sole? Beh, in modo molto complesso. Questa è solo una parte della letteratura disponibile sul tema, e vedete che ci sono diverse posizioni etico-filosofiche e molta letteratura che sta discutendo ancora su questo tema. Qual è la morale che vi voglio dare in questo momento? Ed è molto semplice.
non è così semplice, non è così comodo, e questo lo diceva anche Norbert Wiener nel 1950, dare alle macchine la delega per decidere sulle questioni morali, in modo da liberarci la coscienza, lavarci le mani e quindi lasciar perdere il problema, perché tanto sono loro a decidere. Perché Norbert Wiener dice, giustamente, da un certo punto di vista, che se noi deleghiamo, prima o poi il problema ci ritorna addosso in modo, come dire, inaspettato. E passiamo a quello che è l'attuale modo di approcciare queste questioni, e sostanzialmente ci sono questi due approcci la discussione su questi due approcci, il cosiddetto value sensitive design e responsible research and innovation. Che cosa si vuol dire molto banalmente in questi sensi? Si vuol dire che gli oggetti, gli artefatti tecnologici devono essere considerati all'interno del loro contesto, che è un contesto di tipo sociale, che è un contesto di tipo simbolico anche. Quindi io non posso pensare, scusate l'esempio banale, che questo sia un telefono, perché questo non è più un telefono. Per cui se io voglio pormi il problema di capire come eticamente posso usare un cellulare, non devo pensare al cellulare come un telefono. Questo tipo di ragionamento ha delle fasi che sono appunto l'identificazione dei valori, e la dimensione empirica, cioè cercare di capire effettivamente qual è il modo con cui viene usato un determinato artefatto, e poi il design vero e proprio del dispositivo. Un altro tipo di approccio abbastanza simile al primo è interessante per noi che facciamo ricerca, perché è quello che viene adottato dall'Unione Europea. Quindi quando noi facciamo un progetto Horizon, quando noi cerchiamo di approcciare questi temi, ci chiedono di essere responsabili, cioè di capire qual è l'effetto sociale delle nostre innovazioni, delle nostre invenzioni. E questo è molto significativo, perché ha come background il discorso che vi facevo prima. E adesso andiamo avanti per cercare di capire come si struttura effettivamente un discorso etico rispetto all'intelligenza artificiale. Questi sono alcuni dei documenti che si possono trovare sul tema. Di recente, dal 2017 in poi, ce ne sono veramente centinaia, però hanno un problema di formulazione. Per dire, questo è un esempio che io cito di solito per darvi l'idea di una forma di costituzione di comandamenti per un sistema autonomo. È bellissimo, è sintetico, magari ci hanno lavorato parecchio, però se io sono un programmatore e mi pongo il problema di come codificare un agente artificiale che riconosce le immagini in modo che rispetti i diritti umani, non è così immediato. Non c'è, perché è troppo astratto come formulazione. E quindi c'è un problema di cercare di definire nel dettaglio quelle che possono essere effettivamente le istruzioni operative, cioè cosa devo fare io che progetto sistemi di intelligenza artificiale. Ed ecco la proposta di regolamento dell'Unione Europea, che ha dei suoi presupposti. Questo documento, che è stato creato da un gruppo di esperti di alto livello, che ha codificato una specie di framework ideale, che non si legge bene perché non sono mai riuscito a fare una immagine decente, ma sostanzialmente si basa su dei principi per creare un'intelligenza artificiale affidabile. Cioè noi non ci poniamo il problema di creare un'intelligenza artificiale perfetta, ci accontentiamo, diciamo così, di trovare qualcuno con cui possiamo lavorare o affidarci in qualche modo. E questo è sostanzialmente il framework. L'intelligenza artificiale affidabile deve essere banalmente legale, cioè rispettare la norma, etica, e poi insomma qui ci sono tutti i principi, e robusta, cioè essere in grado di rispondere a eventuali criticità. Che cosa dice il Parlamento europeo? Il Parlamento europeo negli ultimi anni ha essenzialmente si è interrogato parecchio su questo tema dell'intelligenza artificiale. Qua vi faccio vedere sostanzialmente il problema della robotica, dell'etica della robotica, la responsabilità civile, i diritti di proprietà intellettuale, il problema dei killer robots, cioè il problema effettivamente di usare
i robot in scenari bellici, cosa che è verosimile purtroppo in questi tempi, e da ultimo, ormai un anno fa, questo regolamento. Questo regolamento dice una cosa abbastanza semplice in realtà, ma crea un sistema estremamente complesso per gestirla. La proposta di legge dice che alcune delle pratiche sociali di tipo tecnologico saranno vietate. Per esempio la manipolazione delle persone, il social credit system come quello che è attualmente in vigore in Cina, la videosorveglianza con riconoscimento biometrico senza limiti, infatti qua si prevede che ci sia la possibilità di, in casi eccezionali, di farlo, e quindi queste saranno tecnologie proibite. Poi ci sarà un altro tipo di livello di tecnologie di intelligenza artificiale che saranno definite come intelligenza artificiale ad alto rischio. Questo tipo di tecnologie dovranno essere sottoposti a tutta una serie di requisiti, io ve li metto così molto velocemente, cioè sistemi di gestione, sistemi di qualità, sistemi di valutazione del rischio, eccetera, 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 documentazione, sorveglianza, non solo per chi li fa, quindi per chi li produce, ma anche per i fornitori dei dati, per esempio. Ma soprattutto, e questa è la cosa un po' più complessa di cui vi dicevo prima, il concetto di governance. Cioè, come dire, gestire tutto questo sarà istituita, secondo questa proposta, un'autorità europea con delle autorità nazionali, come per esempio per la privacy o per la concorrenza, e questa autorità sarà incaricata di dare i bollini di qualità, perché se io non rispetto questi sistemi di qualità, non posso introdurre il mio sistema di intelligenza artificiale nel mercato. Questo tipo di discorso non finisce qui, perché ci sarà un database europeo, un sistema di sorveglianza del mercato, quindi anche della concorrenza, perché l'intelligenza artificiale diventa un fattore strategico anche dal punto di vista geopolitico, e questo lo vediamo appunto tutti i giorni. Conclusioni. Allora, in realtà questa è una ricerca che stiamo conducendo in questo periodo. Sostanzialmente l'idea di fondo è quella che il design si pone al centro, il design tecnologico si pone al centro delle discussioni che riguardano non soltanto la legge e la tecnologia, quindi il diritto e la tecnologia, ma anche l'organizzazione sociale. Quindi noi abbiamo l'organizzazione sociale, il contesto dei significati, la normativa e la tecnologia. Tutto questo per dire che esiste un problema effettivo di utilizzo e di apparenza della tecnologia. Questo è un articolo abbastanza recente che è apparso su Ars Technica, dei vigili urbani in uno stato americano hanno cercato di fermare un'auto autonoma che ha cercato di scappare, quindi di fatto succedono anche queste cose. Ecco, io adesso vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola al collega che mi segue. Grazie per l'attenzione. Buonasera a tutti, sono Lorenzo Scalera, sono ricercatore presso il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura, lavoro con il professor Gasparetto e ringrazio, posso togliere? Grazie. Ringrazio innanzitutto il magnifico rettore dell'Università di Udine e la Fondazione Friuli per questa opportunità. Stasera vi parlerò di pianificazione di traiettorie per la robotica collaborativa. Intanto, cos'è la robotica collaborativa? Come già accennava il professor Dovier, la robotica collaborativa è una nuova forma di automazione che porta, diciamo, l'interazione tra uomo e robot al massimo livello. La più grande differenza tra la robotica tradizionale e quella collaborativa è che robot e uomo possono lavorare fianco a fianco senza bisogno di barriere di protezione. Abbiamo quindi robot che lavorano al fianco dell'uomo e diciamo, assolvono compiti che sono ripetitivi, quindi diciamo, possono migliorare l'ergonomia, ma anche migliorare la produttività e diciamo, quindi gestire una collaborazione tra uomo e robot dove il robot viene lasciato a compiti difficili, ripetitivi, e l'uomo può spostarsi a compiti di più alto valore aggiunto.
siamo abituati a vedere i robot tradizionali, diciamo, confinati in un ambiente quindi sicuro, all'interno di gabbie. Ora nelle nuove industrie, quindi qui siamo nel contesto dell'industria 4.0, i robot possono lavorare fianco a fianco con gli esseri umani, quindi diciamo anche eventualmente entrare in contatto con gli esseri umani, e questo grazie a sensori che quindi danno ai robot una capacità maggiore di percepire l'ambiente circostante e quindi anche di adattarsi all'ambiente circostante, ma anche grazie al fatto che questi robot collaborativi sono più, sono più lenti e lavorano con forze e potenze in gioco ridotte rispetto ai robot tradizionali. Abbiamo già detto che la robotica collaborativa, diciamo, è una delle tecnologie abilitanti per l'industria 4.0 e però in questo campo diciamo, la sicurezza è un problema molto rilevante, quindi implementare strategie di sicurezza è una sfida in robotica collaborativa, e per questo si utilizzano due tipi di strategie che minimizzano, diciamo, i danni in caso di contatto, quindi contatti non voluti tra uomo e robot sono possibili, ma diciamo, l'energia viene dissipata in qualche modo per evitare danni all'uomo, oppure strategie che proprio prevengono il contatto, quindi non vogliamo avere contatti tra il robot in movimento e l'operatore umano. In particolare ci sono delle normative che garantiscono la sicurezza in robotica collaborativa, come ad esempio la ISO 10218, dove sono definiti 4 scenari che possono essere implementati per rendere un'operazione collaborativa. Questi scenari sono uno scenario dove c'è uno stop monitorato di sicurezza, quindi la zona di lavoro del robot viene monitorata e se l'uomo entra all'interno di un determinato volume di lavoro il robot automaticamente si ferma. Un secondo scenario è quello della guida manuale, quindi io posso andare proprio fisicamente a prendere il robot e spostarlo in punti che lui registra e poi, diciamo, esegue in autonomia. Un altro possibile scenario è quello dello Speed and Separation Monitoring, ovvero vado a monitorare la posizione e la velocità di uomo e robot nel tempo e quindi posso andare ad esempio a modulare la velocità del robot per garantire sicurezza dell'operatore. L'ultimo scenario è quello della limitazione di forza e potenza che si ha quando possiamo avere, diciamo, contatti non voluti tra uomo e robot. In particolare nel mio lavoro di ricerca mi sono basato sullo sviluppo di una nuova tecnica di prevenzione delle collisioni, quindi un algoritmo di collision avoidance, quindi andiamo a cercare di evitare le collisioni tra uomo e robot, che è proprio basato sul monitoraggio della velocità e della posizione dell'uomo, ma anche del robot durante l'operazione collaborativa. Quindi vogliamo evitare contatti tra il robot in movimento e l'uomo e, diciamo, andiamo a fermare il robot nel caso in cui il sistema di controllo identifichi una potenziale collisione tra i due. Nella strategia che è stata sviluppata vediamo robot e uomo che sono incapsulati in delle zone di sicurezza. Queste zone di sicurezza sono delle capsule virtuali e diciamo che quando il sistema di controllo prevede una possibile collisione fra le capsule di sicurezza di robot e uomo, il robot viene arrestato. Okay? Queste zone di sicurezza possono essere statiche, quindi possono avere un volume che non cambia nel tempo, come stabilisce la norma, oppure volendo noi possiamo andare a migliorare l'approccio dato dalla norma e rendere le capsule di sicurezza dinamiche, ovvero variabili nel tempo, ad esempio variabili con la velocità del robot. Questo perché? Perché capsule di sicurezza molto grandi influiscono negativamente sulla fluidità dell'operazione collaborativa, perché appena l'operatore si avvicina troppo al robot, questo si mette in pausa e quindi diciamo, la collaborazione non è più fluida, i tempi di lavoro si allungano e poi magari il robot viene messo da parte perché è più un intralcio che un aiuto.
Invece, andando a regolare queste zone di sicurezza nel tempo, possiamo andare, cioè nel tempo e in base alla velocità del robot, possiamo andare a rendere l'operazione collaborativa più fluida e quindi permettere anche all'uomo di avvicinarsi molto al robot, quando questo, ad esempio, si muove con velocità limitate. Per fare questo viene calcolata in tempo reale una distanza minima tra uomo e robot e quindi se questa distanza poi non viene mantenuta, il robot viene fermato. Qui abbiamo anche un esempio dove la posizione dell'uomo è tracciata tramite una telecamera, quindi abbiamo un algoritmo di skeleton tracking che rileva in tempo reale qual è la posizione dell'uomo e va a fermare il robot, diciamo, se la distanza tra uomo e robot non è rispettata. Come andiamo a fermare il robot? Non andiamo a fermarlo, diciamo, agendo sui freni, quindi andando a premere il pulsante di stop, perché altrimenti poi dovrebbe riavviarsi ogni volta, quindi sarebbe un'operazione abbastanza lunga. Andiamo a fermarlo con una traiettoria di stop, quindi pianifichiamo una traiettoria di stop che porta il robot dalla velocità attuale a 0, ma quindi lungo un percorso proprio, quindi il robot si ferma lungo una traiettoria senza, diciamo, utilizzare i freni. Abbiamo per sviluppare il metodo sono state sviluppate delle simulazioni dove abbiamo confrontato approcci diversi, ad esempio l'approccio 3 e l'approccio previsto dalla norma, dove le capsule, le zone di sicurezza sono fisse e quindi ogni volta che l'uomo entra nello spazio di lavoro del robot, questo si ferma. Abbiamo un secondo approccio dove le capsule di sicurezza variano ma in maniera discontinua, quindi all'interno di un certo range di valori, e il primo approccio invece è quello che vede una minimizzazione online, quindi un calcolo online del tempo minimo del robot per fermarsi e quindi adatta le, vediamo se riparte, ops, ho fatto qualche danno. Si ferma. Ok, e quindi nel primo approccio, diciamo, andiamo a minimizzare il volume di queste capsule di sicurezza e quindi un'operazione che qui adesso è un movimento casuale del robot, ma proprio per portarlo ai suoi limiti massimi di lavoro riesce a essere compiuta in un tempo ridotto rispetto agli altri due approcci. Questo metodo che abbiamo prima testato in simulazione poi l'abbiamo portato sui robot veri, in laboratorio. Quindi abbiamo utilizzato un robot franca emica che si chiama robot panda proprio per i giunti che ricordano gli occhi del panda, una telecamera RGBD che è utilizzata per poi ricavare lo scheletro della persona. Il robot è stato calibrato, abbiamo sviluppato tutto un algoritmo che funziona online con il linguaggio di programmazione ROS, che è Robot Operating System. Vi mostro un esempio di come viene tracciato lo scheletro della persona, quindi la telecamera di profondità rileva lo scheletro della persona e poi con un algoritmo noi riusciamo a calcolare qual è la distanza minima tra ciascuno dei segmenti dello scheletro della persona e il robot. Quindi se questa distanza minima poi è inferiore alla somma dei due raggi delle capsule di uomo e robot, il manipolatore viene fermato. Per verificare che l'approccio che abbiamo proposto è più, diciamo, performante rispetto ad altri presenti in letteratura, abbiamo proprio testato il metodo con 27 persone, quindi abbiamo fatto dei test dove ciascuna una persona doveva seguire un percorso, diciamo, attorno, diciamo, al tavolo per simulare un'intrusione dell'operatore nello spazio di lavoro del robot, proprio per vedere quanto la presenza dell'umano influisce sul lavoro del robot e quanto il robot va a fermarsi o no, mentre il robot si muoveva, diciamo, lungo un percorso predefinito. Questo è un esempio di test, quindi abbiamo una persona che segue il percorso e quando la distanza minima è inferiore il robot si ferma ma subito dopo riparte, quindi questo senza, diciamo, senza andare ad agire
sui freni del robot. Abbiamo anche un video di comparazione tra i tre approcci, quindi qui abbiamo le capsule statiche dove il robot si ferma per la maggior parte del tempo, l'approccio intermedio e l'approccio diciamo con l'ottimizzazione online. Quindi ovviamente facendo i test ogni persona doveva eseguire tutti e tre i test però in maniera random, senza sapere quale test stava eseguendo in quel momento e ciascuna persona eseguiva quindi i test in ordine diverso e quindi diciamo provando il metodo su più persone abbiamo trovato una statistica, perché ovviamente il movimento ma anche la velocità della camminata non è uguale per tutti. Quindi vedete che con il nostro metodo diciamo per completare il task ci si metteva 35 secondi, con il metodo diciamo intermedio 42, mentre con le capsule statiche qui ce ne vuole ancora un bel po', perché il robot è sempre fermo appena l'operatore diciamo entra nella sua area di lavoro. Ecco, adesso 81 secondi. Come risultati sperimentali abbiamo valutato quelle che si chiamano proprio metriche di fluency, che sono degli indici che valutano la fluidità della collaborazione tra uomo e robot, ad esempio il tempo totale del task, quindi diciamo dato un task al robot che magari il robot farebbe in 10 secondi, quanto ci mette se c'è un'intrusione dell'operatore, oppure il robot idle time, ovvero qual è la percentuale di tempo durante il quale il robot è inattivo rispetto al tempo totale, la concurrent activity, cioè il tempo in cui uomo e robot sono entrambi attivi, o il numero di stop del robot. I risultati di questa ricerca sono stati pubblicati e altri risultati sono sottomessi su riviste scientifiche internazionali. Contiamo di proseguire la ricerca in questo ambito di robotica collaborativa, che è anche molto in voga al momento. Abbiamo già 4 tesi magistrali e un dottorando e una sinistra di ricerca che lavorano in laboratorio. Quindi vi ringrazio ancora per l'attenzione. Allora, io credo che tutti abbiamo capito bene, insomma, che se avevamo qualche dubbio sul termine interdisciplinare abbiamo colto appieno che insomma è stato svolto il tema come si voleva. Io sono compiaciuto e devo fare i complimenti a tutti anche per l'entusiasmo che è stato messo in questo lavoro, tutto sommato che non è costato neanche tanto, a parte che ha pagato la fondazione, e quindi insomma pensavo di tagliare i fondi, ma in realtà quello che vorrei dire è che anche c'era qualche dubbio, insomma, abbiamo visto i giovani ricercatori, insomma, Scalera, Gasbarro, eccetera, se andiamo avanti con questa ricerca oppure no, e come se andiamo avanti. Queste tematiche sono quelle, diciamo, core del nostro piano strategico. Ogni dipartimento ha la sua leadership in una di queste tematiche, in particolare in queste 3, quindi sta a voi, c'è scritto da qualche parte to be continuing. Io sarò qua fra un anno, 3 ore seduto ad ascoltare e vedere che cosa riusciamo a capire. Anche un'altra osservazione, qui c'è stata, avete visto, ricerca, c'è già applicazione, quindi credo che siamo veramente andati nel vero senso anche dell'obiettivo che ci si pone nella partnership con la Fondazione Friuli. Un'ultima considerazione, qualcuno ha scritto che se Adamo si fosse accontentato di mele e ananassi saremmo ancora nel paradiso terrestre. Ora, se ne siamo usciti è colpa dei ricercatori. Buona serata.